Aspetta, dobbiamo far sedere lui. Ma ci sono... Aspetti, prendo io. Una sedia, non quelle piccole. No, ma io porto solo i saluti. Porto solo i saluti e poi mi posso... ci invertiamo. Non è che siamo in streaming, sì. Siamo in troppi. Sì, magari io porto siamo in troppi, magari io porto i saluti e poi seguendo. Ok. L'acqua ci manca, ma ce la porteranno. Ce la porteranno. C'è. Basta invece Cominciamo. Buonasera a tutti, grazie ai presenti per aver sfidato anche oggi pomeriggio come ieri gli elementi avversi e grazie e un saluto a chi ci segue in streaming. Questa sera siamo al secondo incontro di uno dei nuovi contenitori, chiamiamoli così, di eventi collegati da un tema comune. In questo caso la rassegna, vedete, è stata intitolata 1, 10, 100, 1000 voci di donna. L'edizione precedente, l'incontro precedente, come ricorderete, è stata la presentazione del libro Femina di Baghisio Bandino. Questa sera invece il tema sarà, grazie ad Eredda, con un bel titolo, Le infinite grazie possibili, incentrato sul libro Dopo il divorzio. Credo che si confermi sempre di più l'importanza di questo edificio, per tanti anni, decenni, chiuso alla pubblica fruizione, come luogo culturale, luogo di eventi, centro di formazione, quello che un museo, soprattutto un museo autonomo, deve essere. E quindi è sempre un piacere accogliere un pubblico così numeroso alle nostre iniziative. Quindi vi auguro un buon ascolto. Grazie. Allora, buonasera, soprattutto non soltanto ai presenti, arrivati qui a Castel d'Esuso in mezzo a una tormenta quasi di acqua, tanto nei nostri paesi sta nevicando, quindi credo che molti ci ascolteranno, anche il tema è interessante. A dir la verità, bisogna anche spiegare un po' la genesi che abbiamo seguito per questa iniziativa. Voi sapete, così ce ne siamo accorti, io poco a dir la verità, di un anniversario importante per Grazia Deledda. Come accade in Sardegna, e comitati, e sagre, e novenari, noi moltiplichiamo tutto, 7.000 nuraghi, eccetera. A noi una cosa sola non ci piace, ne dobbiamo fare molti. Poi l'importante non è che cosa si produce, ma che intanto si creino comitati delle feste. Io non mi sono, a dir la verità, essendo
abituata a parlare in maniera molto trasparente, io non è che mi sia molto accorta di tutte queste iniziative che tutti questi comitati hanno fatto. Deve essere, ancorché stia attenta alla lettura dei giornali, che forse sostanzialmente mi è sfuggito qualche cosa. Allora, nel momento in cui è uscito questo libro di Giancarlo Porcu, che io conosco perché pubblicò una attenta analisi critica dell'opera di Pisurzi, che è uno dei più grandi poeti sardi, costruendo un corpus e distinguendo, e inventando una cosa che si chiama filologia della lingua e della poesia sarda, essendo lui di storia filologica, finalmente questi grandi poeti, alcuni del mio paese, ma non solo, hanno iniziato a essere ancorati a cose per tabulas appena più attendibili. Così è successo per questo libro che io francamente non conoscevo, ma che si chiama Dopo il divorzio. Oggi credo che anzi c'è una recensione anche sul Venerdì della Repubblica, non so. No. Nel senso che c'è un pezzo su Dopo Sì, il divorzio, ma sì. che è pubblicitata una fantomatica edizione Intra di Pesaro. Che non è neanche la tua. Un anno fa, sì. Sì. Non è aggiornata la giornalista. Sì. Le cose sono dette, no? Sì. Essendo lui tra l'altro filologo, editore nuorese, non le manda neanche a dire io essendo di storia lugudorese attuttisco tutto, invece lui direttamente, io stavo per dire adesso, se ne parla oggi così, ecco, non in maniera così dettagliata. Invece Giancarlo Porcu ha fatto una edizione critica di quel lavoro, tra l'altro ricostruendo le fonti, gli archivi e in qualche modo prospettando questa nostra grande scrittrice fuori dalle immaginette in cui spesso è stata collocata. Comunque l'idea a quel punto, a partire dal libro di Giancarlo Porcu, per cui le persone qui convocate oggi, interpellate a parlare di Grazia Deledda, in fondo non parleranno del libro di Giancarlo Porcu, di cui in chiusura lui riferirà alcuni elementi, ma parleranno delle mille grazie possibili, del fatto che io mi sono posta un problema e una domanda, essendo che nell'ambito degli organismi collegiali di questo museo non tutti sono sardi e noi diamo per scontato che tutti conoscano ogni nostro pettegolezzo, ogni nostra storia, in realtà è sempre un discorso tra noi e basta, per cui chissà quanti o quante conoscono effettivamente Grazia Deledda, chissà quanti di noi sanno chi era Grazia Deledda e come abbiamo imparato. Io ho imparato molto da Giovanna Cerina, da una iniziativa che lei fece su Cosima, cioè questa autodescrizione. Allora ho iniziato a leggere anche le lettere che questa donna scriveva ovunque, rendendomi conto che in realtà lei non era come esattamente veniva percepita, ma neanche come lei stessa si descriveva. Tant'è vero che devo alla Cocortula, ex direttrice dell'Archivio di Stato, a Marinella Ferrai, che mi ha mandato un numero rarissimo di una rivista del 1913 che non conoscevo, dove ci sono due cose estremamente interessanti. Una descrizione che una giornalista fa delle femmes savantes francesi, che sono esibizioniste, che sono eccentriche, mentre ce n'è una di femme savante vera, una sarda, che non se la suona, non se la canta, è una bava mamma di famiglia, ha questi due figli e pubblica questa rivista una serie di fotografie dove lei si mette in posa, lei sa cucinare, accudisce il marito, insomma c'è un ritrattino per certi aspetti stereotipato, ma contemporaneamente questa signora, questa nostra scrittrice, nella variante americana di questo libro in realtà ne fa un'altra versione. Quindi quando io ho detto così una battuta che sembra un opportunista che coglie le occasioni che le capitano, che è un po' diversa, allora abbiamo pensato
di mettere insieme un gruppo di persone, di donne, che dal loro punto di vista, dal loro sapere, la guardassero con uno sguardo diverso e la leggessero a partire da quella che è la loro competenza. Quindi questa nuorese che approda a Cagliari, che le piace molto, che individua uno in una cena, in una serata, pensa quello me lo sposo che mi porta via, quindi è una determinata a capire esattamente che cos'è una pratica di relazioni risolutiva, e ciò non di meno fa un patto straordinariamente intelligente e proprio molto emancipativo. Allora, come si vestiva, come guardava l'obiettivo che la ritraeva, è una che è stata ritratta molto. Dunque, cosa c'è dentro i suoi scritti? A noi spiace, stasera le facciamo gli auguri perché ci sta seguendo, perché Susanna Paulis, che avrebbe dovuto parlare della parte tradizionale, che è molto presente negli scritti di Grazia Deledda, su cui Susanna ha molto pubblicato, ha la febbre a 38,5, 39, quindi le auguriamo di guarire appunto quanto prima. Ma cos'è l'idea del sacro anche? Ecco, detto questo, noi abbiamo chiesto poi a due fondatrici, degli amici del museo, che sono Lucida Tiziana e Lia Careddu, di leggerci anche qualche cosa da questo dopo il divorzio. Nella mail che mi ha mandato Marinella Ferrai Cocortu c'è un grande inedito, che è la lettera che Grazia Deledda scrive a Francesco Cocortu, ministro. Era, se vi ricordate, uno che aveva sostenuto il divorzio, e il Papa, essendo uno monarchico cattolico, se l'era anche presa, e quindi in quella lettera si capisce, per le altre lettere tra Grazia Deledda e Cocortu non le abbiamo, ma Grazia Deledda si riferisce ad altre lettere che lei ha scritto a Cocortu, quindi conosceva quella legge, sapeva molto della legge sul divorzio, che era una cosa che sostanzialmente in quel momento una parte importante sosteneva, quindi non era una donna fuori dalla politica e della relazione politica. La lettera che va detto che la lettera che scrive a Cocortu era per chiedere la grazia per il fratello, che era in galera praticamente per aver fatto delle cose, delle ruberie, cose di questo genere. Ciò detto, chiamo Lia Careddu e Tiziana Troia, ed è il primo pezzo che loro leggono, e poi la parola immediatamente a Giovanna Caltagirone, che ha insegnato all'Università di Cagliari letteratura italiana e che parlerà della dimensione del sacro negli scritti di Grazia Deledda. I giurati, quasi tutti vecchi e grassi, sedevano già ai loro banchi. Uno aveva un enorme naso aquilino, due, con barbe folte e occhi selvaggi, sembravano banditi, tre, aggruppati, con le teste vicine, ridevano leggendo un giornale. Apparve il presidente, dal viso roseo circondato di una scarsa barba bianca. Il pubblico ministero, giovine, con baffi biondi dritti, in un viso sanguigno di prepotente, il cancelliere, l'usciere. Nelle toghe nere a Giovanna essi parevano maghi, feroci maghi venuti lì per stregare fatalmente il povero Costantino. Egli stava nella gabbia, come un grande uccello fremente tra le figure granitiche dei carabinieri, e guardava verso Giovanna, ma senza più sorriderle. Sembrava oppresso da cupa tristezza e davanti a quegli uomini arbitri del suo destino. I suoi occhi limpidi di bambino s'offuscavano di terrore. Anche Giovanna si sentì prendere il cuore da una mano di ferro. A momenti quella stretta le dava punture di dolore fisico. L'avvocato, un piccolo giovine giallo roseo, aveva cominciato a parlare con vocina stridula e femminile. La sua difesa era stata già abbastanza disgraziata. Ora egli ripeteva le cose già dette,
e le sue parole cadevano nel vuoto come stille d'acqua in un gran vaso senza eco. Il pubblico ministero dei baffi dritti conservava la sua aria insolente. Qualche giurato credeva di far molto mostrando un viso paziente, e gli altri, a giudicarli bene, si capiva che neppure ascoltavano. Soltanto zia Bachisia e Giovanna e l'accusato ponevano mente alla replica della difesa, e più l'avvocato parlava, più si sentivano perduti. Qualche altra persona aggiungeva, ponendosi dietro Giovanna, che ogni tanto volgevasi vivacemente per vedere se Paolo veniva. Non sapeva perché, ma lo aspettava ansiosamente, quasi la presenza dello studente potesse giovare all'accusato. Quando l'avvocato tacque, Costantino balzò in piedi, si fece rosso e chiese di parlare. Ecco, disse con voce incerta, ditando il difensore. Il signor avvocato ha parlato, mi ha difeso e io lo ringrazio, ma non ha parlato come volevo io. Non ha detto. Si fermò anelante. Il presidente disse: aggiungete pure alla vostra difesa tutto ciò che credete. L'accusato rimase pensieroso ad occhi bassi, rifacendosi pallido. Poi si passò la mano un po' convulsa sulla fronte, quasi graffiandosi, e sollevò il capo. Cominciò a voce bassa. Io non poté proseguire, strinse il pugno, si volse inviperito verso l'avvocato e gridò con voce tonante: ma lo dica dunque che sono innocente io! L'avvocato mosse una mano, accennandogli di calmarsi. Il presidente sollevò le sopracciglia come per dire: ma se egli lo ha detto 100 volte, è colpa nostra se non possiamo crederci. E un singulto di donna fremette per la sala. Era Giovanna che piangeva. Zia Bachisia la trasse fuori riluttante e piangente, e tutti, tranne il pubblico ministero, diedero uno sguardo alla lotta delle due donne. Poco dopo la corte si ritirò per deliberare. Costantino, sei vivo? Sì, sei vivo. Ma sei malato, non è vero? Cos'hai? Costantino gemette, vinto finalmente da un sentimento di tenerezza. No, non lo avevano dunque dimenticato. Giovanna pensava a lui con ansia, lo mandava a cercare, soffriva per lui. Il suo rancore svanì. Ricordò le parole poco prima pronunziate da zia Bachisia: anche te. Ed ebbe paura che Giovanna fosse malata. Sei ferito? Ripeté zia Bachisia. Sì. Chi ti ha ferito? Un sicario di Martina Deias. Ah, esclamò zia Bachisia, vibrante d'odio. Ma subito dopo la sua voce si raddolcì. Dicono che Dio non paga il sabato. Bronto Deias sta per morire. Disgraziato. Costantino ebbe come una scossa elettrica. Si alzò, si ripiegò, cadde in ginocchio e nel buio le sue mani si incontrarono con quelle di zia Bachisia e costei sentì le povere mani scottanti del giovine che tremavano nelle sue. Per un momento. Costantino, anima mia, disse un po' spaventata, paurosa di aver dato un'emozione troppo forte al disgraziato già esaurito dal dolore e dalla malattia.
Ma Costantino, cosa hai? Tremi tutto come un agnellino. Sì, Bronto Deiesa sta male, ieri è tornato, era festa ed ha bevuto, si è ubriacato fino a perdere la ragione. In questi ultimi tempi beveva ancora di più e tu lo sai, si ubriacava ogni giorno, anche quando stava in campagna. Ieri, come ti dissi, si ubriacò bestialmente e si bisticciò con sua madre e con Giovanna. Voleva bastonarle, tanto che le donne spaventate corsero a chiudersi nelle loro camere. Egli rimase in cucina e si coricò accanto al fuoco. Dopo qualche tempo, però, le donne lo udirono gridare. Credendo che egli urlasse ancora per effetto dell'ubriachezza, non si mossero. Ma quando egli tacque, zia Martina scese e trovò Bronto svenuto e orrendamente ustionato. Egli era caduto sul fuoco e il fuoco si era attaccato alle sue vesti. Accanto al focolare stava una bottiglia di acquavite vuota. Egli non ha ripreso coscienza. Il dottore dice che morrà stanotte. Povero Bronto, no, egli non era cattivo. Era vizioso, ma non cattivo. Costantino, cosa hai? Nel buio zia Bachisia, che parlava e singhiozzava, presa da pietà per Bronto e per Costantino, udì come lo scoppio di una risata pazza. Le mani del giovine si irrigidivano, il suo corpo ripiegavasi. La vecchia ebbe paura che egli fosse impazzito, ma subito s'accorse della luminosa verità. Costantino non rideva, no, piangeva di pietà. Egli, che fino a quel momento aveva creduto di poter odiare fino al delitto, piangeva di compassione e di pietà per il suo mortale nemico. Bronto morì quella stessa notte. Giovanna e Costantino si riunirono qualche tempo dopo e la vecchia zia Martina, chiusa nel suo dolore, cupa come una quercia sfiorata dal fulmine, non maledisse la riunione dei due giovani, ma neppure perdonò e volle con sé Mariedda, la figlia di Bronto e di Giovanna. Le due creature, la vecchia e la bimba, rimasero nella casa bianca. Giovanna e Costantino tornarono nella loro casetta grigia e là nacque un altro bimbo, Maltineddu. È un giorno di primavera. Il cielo ha il tenero colore del miosotis. Il grano ondeggia come un mare nelle campagne intorno al villaggio. Zia Martina fila sotto il portico e prega silenziosamente, pallida e triste, ma quasi spiritualizzata dal dolore. Zia Bachisia fila sulla porticina della casetta. Giovanna cucisce. Costantino lavora. Nessuno parla. Ricordano. Nel centro dello spiazzo Mariedda e Multineddu giocano, ridono, gridano di gioia come gli uccellini sulle siepi, vanno e vengono di tanto in tanto da zia Martina a Costantino, da zia Bachisia a Giovanna, da Giovanna a zia Martina e tutti, compresa la vecchia madre del morto, tutti sorridono quando i bimbi si avvicinano. Essi sono la trama invisibile della pace e del perdono. Grazie. Volevo dire che davanti ci sono dei posti, se qualcuno vuole passare qui in seconda fila sicuramente, forse anche dietro, anche in prima tranquillamente. Siete state di una bravura. Che bravo. Sì. Dai, a te. Sì. Buonasera, io sono molto contenta di essere qui, ringrazio gli organizzatori e Maria Antonietta Mongiu in particolare.
anche se devo dire che il titolo che mi ha attribuito, la Deleda e il Sacro, non corrisponde all'argomento di cui parlerò, anzi stando agli illustri antropologi che abbiamo avuto la fortuna di avere qui a Cagliari e in Sardegna, i sardi sarebbero privi del senso del sacro. Io non entro nel merito, però vorrei dire che ho cercato di costruire un discorso sulla presenza della Bibbia come fonte letteraria nell'opera di Grazia Deledda. Ecco, forse non... mi sentite se parlo senza microfono? No? D'accordo. Sì. Ecco, indubbiamente la Bibbia sopperisce alla quasi totale assenza di fonti classiche e alla relativa scarsa presenza di fonti moderne che solo nel 1912 raggiungeranno un picco in Colombi e Sparvieri. Io non mi sono chiesta quanta Bibbia sia contenuta nell'opera della Deledda, ma piuttosto come recepisca gli effetti che la Bibbia ha avuto nel modo di essere, di pensare e parlare di una cultura pastorale, antropologicamente arcaica, storicamente arretrata. A questi livelli si possono trovare risposte riassumibili in dominanza dell'Antico Testamento, più Apocalisse che San Paolo. Il Vangelo è certo presente con la croce e la morte del Cristo, che non sempre però coincide con la buona novella. Io limiterò proprio al minimo le citazioni per ragioni di tempo, va bene, casomai si può rimandare. Allora, quali modelli narrativi la Bibbia offre alla Deledda? Appunto, intanto modelli narrativi, temi indubbiamente, personaggi, struttura linguistica, dai versetti alla stereotipia oracolare e poi certamente l'onomastica. La Bibbia, in particolare l'Antico Testamento, appare uno strumento capace di far emergere nell'opera della Deledda un arcaico radicamento che passa dalla lingua. Il versetto biblico si attaglia alla essenzialità formularia delle ricorrenti espressioni di benedizione e più spesso di maledizione, direttamente tradotte in italiano dalla lingua sarda. Va bene, salto le citazioni, scusate. Ovvero, dalla lingua sarda, ovvero dalla lingua materna, dunque coniugata al femminile. Oggi la lingua materna, appunto, in questo senso è valorizzata anche dalla teologia femminista e non è secondario sia in sé che nel contesto sociale sardo. Una lingua funzionale a parlare, proprio in quanto materna, a parlare della vita e della morte in rapporto diretto con l'assoluto. La lezione biblica e il sostrato linguistico-culturale si sovrappongono senza mediazioni, nella sostanzialità lessicale come nell'espressione di sentimenti primari. L'amore materno e la devozione filiale ma anche servile, la colpa e l'espiazione, in una drammatica coincidenza fra l'inesorabilità della parola sapienziale e l'essere. La Bibbia è presente sia nelle forme più ingenue, dal proverbio alla benedizione e alla maledizione, sia in forme colte. È però un sostrato attivo nella costruzione di un sistema simbolico della scrittrice.
tanto radicato nell'ordine morale e sociale quanto autonomo e libero, cioè capace di rovesciamenti, come vedremo. Già nel 1891, in occasione della pubblicazione di Stella d'Oriente, la scrittrice aveva utilizzato lo pseudonimo di Ilia di Sant'Ismail fino al postumo Cosima, quindi al 1936, si suggella quella primaria esperienza di radicamento nella lettura biblica, che coincideva con una impoverita diffusione orale di poche pagine dei testi sacri, sedimentati però nella lingua sarda in forme certo essenziali, ma avviluppate alla profondità delle esistenze e delle coscienze. Una fascinazione per la Sacra Scrittura che verrà assecondata in quasi tutti i romanzi e agli esordi, confermata da una corrispondenza in cui Grazia Deledda dichiara di aver acquistato la Bibbia con i primi guadagni. In Cosima, nelle parole di uno dei tanti servi presenti in Deledda, si palesa il nucleo fondativo dell'opera della scrittrice, ovvero la condizione post-edenica del rapporto uomo-Dio, bloccata al Vecchio Testamento e non ancora illuminata dall'avvento del Cristo. Cito da Cosima il mito di una giustizia sovrannaturale, l'eterna storia dell'errore, del castigo, del dolore umano. In Edera il nome di un servo è Castigu e le parole di Genesi 3:1-6, l'origine del male, sono lo strumento maieutico del prete su Annesa. Quando presenti, anche dai Vangeli si allunga un'ombra cupa, quella del tradimento, emblema del mistero che li pervade e in cui molte vicende narrate si rispecchiano, facendo di Giuda la sostanza stessa delle relazioni umane. Quel nome, spesso citato, diviene epiteto nelle forme dell'insulto e dell'accusa. Sei un Giuda, no? Anche i Vangeli, come si conviene, sono accolti nella semplice linearità della parola, più presente in quella ingenua dei poveri personaggi di servi e mendicanti, sia pure mediata dal narratore, e nei sentimenti e nelle parole delle figure cristologiche, piuttosto che in quella proveniente dal pulpito. I preti più frequentemente citano la Bibbia fuori dalla Chiesa. Tutto il ciclo letterario e autobiografico di maturazione artistica della Deledda può leggersi come lotta tra Antico e Nuovo Testamento, ovvero fra etica vecchia e nuova della società sarda. E paradossalmente l'insufficienza dei Vangeli nell'espungere la memoria della condanna dell'Antico Testamento è attestata dalla presenza di figure cristologiche maschili e femminili, di espiazione e salvazione. Giorgio, Efis, Elias, Olì, Annesa, portatrici di colpe proprie o d'altri e insieme vittime. Deledda attinge alle fonti religiose ma divulgate in forme linguistiche intimamente connesse ai tratti culturali della sua terra e della prima formazione. Si può ipotizzare che essa abbia avuto le prime esperienze catechistiche in lingua sarda. Nel riferimento apocalittico presente in Edera, cito, quando Gesù Cristo scenderà a piedi in terra e le montagne si spaccheranno. L'espressione appare creolizzata con un verso di minaccia ai feudatari che tutti conosciamo, torride appesi in terra,
dell'inno sardo di Mannu del 1794, in qualche modo blasfemo riferito al Cristo, riuscendo però nel mirabile artificio letterario di tradurre la lettura e l'esperienza dei testi sacri in patrimonio antropologico di un popolo. Una parola biblica stereotipata nell'espressione linguistica, veicolare, ma estremamente viva e attiva nell'esistenza di uomini e donne che ora subiscono, ora testimoniano i valori di quella civiltà religiosa. Nell'opera dell'Adelaida il libro fondativo rappresenta qualcosa di più del deposito citazionale, ripetitivo e relativamente esteso. Esso presta piuttosto un modello strutturale nel corpus delle opere più connesse allo schema di un'esistenza inesorabilmente dominata dal male e dalla sofferenza, cui solo il sacrificio spinto fino alla morte e più raramente la speranza della rinascita interpongono una tregua. Non a caso gli echi dell'Apocalisse giovannea, dunque di un'opera che parla a perseguitati e a possibili martiri, sono presenti in Cenere 1903 e nell'Edera 1908. Percorsi entrambi dagli echi dell'Apocalisse giovannea, testimoniata dalla presenza di due figure femminili vittime di martirio per la rinascita e la salvezza altrui, Olì e Annesa. In Cenere vi si allude ripetutamente anche nella rappresentazione del paesaggio. Cito: la città gli sembrava una foresta di pietra attraversata da fiumi pericolosi e sentiva paura, pareva un miraggio apocalittico, balenava il corruscare delle armi intagliate nel metallo del sole ed il sangue sgorgava a torrenti, inondando le infuocate pianure del cielo. Non è l'Apocalisse, ma è proprio la Deleida. I due romanzi hanno un incipit e una conclusione analoghi. Inizio e fine di un'Apocalisse umana si aprono con i festeggiamenti notturni rispettivamente per San Giovanni e San Basilio, che imprimono ai due testi un ritmo temporale liturgico e non storico, inclusivo anche di ritualità pagane. Dio, la Trinità, i 4 Vangeli, i 12 Apostoli diventano formule magiche di scongiuro. Uno est Deus, duos sucelues a terra, tres sat Trinidade, bator sos bator Vangelos. Vangelos. Siamo in Colombia e Sparvieri. Dunque, anche le coordinate temporali e spaziali sono regolate dagli astri e dai ritmi liturgici. Il paesaggio, lo spazio geografico, nonostante nella realtà sia scarsamente antropizzato e scarsamente segnato dalla storia, diventa spazio esistenziale, spirituale, sia in termini apocalittici che in forme di spiritualità, forse la più intensa presente nell'opera deleidiana. In l'Edera, la serva Annesa testimonierà con la penitenza la fine del tempo. Anche in Cenere, la passione del Cristo è portata dalla madre, mentre l'intervallo temporale cristologico, inizio e fine, sono sacralizzati dalla nascita del figlio Anania e quindi dalla sua simbolica rinascita. La parusia del figlio è assicurata dal sacrificio morte della madre. Salto la citazione. Il personaggio di Anania, in quanto figlio, è molto interessante
per la funzione di rovesciamento sacrilego. È il figlio che vivrà del sacrificio della madre, della sua doppia nascita, vita terrena e celeste. Quindi è un personaggio altamente cristologico, la madre. Olì funge da Cristo, che con la sua morte dà la vita, ma è anche madre, è madre sarda, che ha facoltà di vita e di morte. Questo nesso vita-morte la letteratura lo eredita da un sostrato archetipico che trascende il tempo e non è mai mancante nella rappresentazione della madre presente nei romanzi di autori sardi. Faccio una piccola parentesi, un segmento temporale di oltre 100 anni non annulla questo nesso, vita-morte, che rappresenta anzi il nucleo centrale del romanzo di Michela Murgia Sacabadora. Nonostante la distanza ideologica della sua rappresentazione della madre, che pure si colloca in uno spazio altrettanto arcaico, per quanto incastonato nella modernità, in un ambiente sociale altrettanto povero, ma ormai arricchito per la donna dalla dimensione della speranza. Anche l'onomastica biblica conferma l'uso canonico e insieme il ricorrente meccanismo di rovesciamento di finalità e funzioni degli episodi della fonte biblica che Deledda opera sul testo sacro. Sto per concludere. Nel postumo Cosima l'autrice non esita ad intrecciare la propria genealogia con gli stessi patriarchi, fra i quali siede la balia di famiglia, linguisticamente allineata con tutti gli altri servi della sua opera. Fra i diversi personaggi biblici cui rimanda il nome Anania è forse da preferirsi per l'accanimento inquisitorio nei confronti della madre, ho qui la citazione ma se volete, se ci sarà tempo, l'accostamento al sommo sacerdote che a Gerusalemme interroga Paolo, San Paolo, Anania appunto. Dunque, per concludere, il percorso creativo dal 1900, da Elias Portolu al 15 con Marianna Sirca al postumo Cosima Quasi Grazia nel 1936 è segnato dall'essenziale trasformazione dell'aperta citazione di fonti letterarie moderne, Colombi e Sparvieri del 1912, che si affiancano alla prima fondamentale fonte, per lei, per la Deledda, religiosa e mitico-letteraria insieme, appunto rappresentata dalla Bibbia. Vi ringrazio. Allora, grazie a Giovanna, che neghitosamente, quando ci incontrammo nel corso Vittorio Emanuele, si voleva sottrarre a questa cosa perché riteneva che lei non se n'era mai occupata, eccetera, eccetera, ma come tutte le grandi civette, a partire praticamente vanitose, a partire da Grazia Deledda, che lo era in misura consistente dietro questo aspetto, appunto. A me continuo a insistere su questa mia, come dire, ossessione del sacro, ad esempio, perché la cosa che hai detto, a parte che noi dobbiamo dire a tutti, come abbiamo già detto quando abbiamo parlato di Liu con Antonello Soro e di Feminas, eccetera, che la nostra linea editoriale, che si chiama Sardinie Memores, no? Perché sostanzialmente noi editeremo poi tutti questi nostri incontri, al di là del fatto che possono essere riascoltati nel nostro sito, che è sempre più frequentato. Ecco, una suggestione mi ha suggerito adesso Giovanna a proposito di sacro, di Bibbia, una cosa lontanissima apparentemente, so che ci sta ascoltando, che è una cosa che ha fatto Monsignor Cavizzoso,
che era l'ex capo dell'archivio arcivescovile di Cagliari, che ha pubblicato anni fa le relazioni dei rettori di Cuglieri, che sapete era il seminario regionale, dal 1927 fino al 1971, dove a parte tutti i sacerdoti sardi è passata tutta la classe dirigente sarda del secondo dopoguerra, a destra, a sinistra, a centro e di qualsiasi altra opzione. Ebbene, io presentai quel libro alla facoltà teologica. È impressionante come in tutte le relazioni di tutti i direttori di Cuglieri, che erano gesuiti ed erano tutti piemontesi, osservavano, no, la necessità di eradicare l'ossessione della madre in questi seminaristi sardi, l'ossessione della madre, della Madonna e l'ossessione del Vecchio Testamento. Era una religiosità, chiamiamola così se non vogliamo dire il sacro, veterotestamentari. Mi viene voglia proprio di richiamare, adesso Monsignor Cavizzoso sta vivendo a Ozieri, di invitarlo a presentare in una luce anche diversa dentro questi nostri dialoghi queste osservazioni che ci fanno capire di che cosa siamo fatti e di che cosa è fatta e come si è formata la classe dirigente sarda e anche scrittori e scrittrici della Sardegna. E forse hanno tutto questo successo perché è un mondo altro, no? Rispetto a un altrove, non c'è dubbio. Sì. Allora, la parola adesso ad Alessandra Menesini, che ci porta in una dimensione diversa, urbana, cagliaritana. Decisamente dal sacro al profanissimo. Mi è venuto in mente, mentre buttavo qualcosa giù per questa serata, di trovare un nuovo epiteto per Grazia Deledda, e questo epiteto è l'architettrice, perché se c'è una donna che si è costruita la sua esistenza dall'A alla Z è proprio lei. Piccina, pallida, vestita di nero, così lei si descriveva sempre nelle lettere con De Gubernatis, un etnologo, un linguista, un anarchico tra l'altro, perché era sposato con la cugina di Bakunin. Per anni il famoso professore e la ragazzina di Nuoro si scrissero delle lettere molto interessanti. Lei aveva cominciato a scrivere a 13 anni, poi aveva mandato la prima novella a una rivista, l'aveva mandata di nascosto dai suoi genitori, perché nonostante che i suoi genitori fossero abbastanza aperti, questa fissazione della bambina per la scrittura li lasciava molto perplessi. Con i primi soldi, 50 lire, si è comprata un foulard di seta azzurro che ne costava 25, quindi ha speso moltissimo per questo oggetto d'abbigliamento. E questo foulard, questo velo azzurro, l'ha portato per tanti anni, fino al momento in cui non l'ha perso, perché il vento gliel'ha portato via sul traghetto che la portava a Napoli. Perché finalmente andava a vivere in continente. Questo velo, che prima finì nell'acqua e poi si allontana, le è sembrato un buon auspicio per la sua vita futura a Roma, così come era sembrato un bel auspicio cogliere un volo di fenicotteri sullo stagno di Cagliari. È arrivata a Cagliari, chiamata da una direttrice, redattrice, nonché creatrice di una rivista femminile, esattamente si chiamava Periodico Mensile Femminile, La Donna Sarda, una intraprendente torinese che aveva sposato un Manca sardo, Cesare Manco, era venuto a vivere a Cagliari. Aveva fondato questa rivista che parlava di cultura, di cucina, di giardinaggio, e si presentava così alle sue lettrici: verrò da voi come una buona amica. Quindi anche lei, in maniera non aggressiva, così come inoffensiva, voleva sembrare Grazia Deledda agli occhi dei suoi interlocutori. Il soggiorno di Grazia Deledda a Cagliari è stato abbastanza breve, ci è arrivata alla fine nell'ottobre del 1999, ci è rimasta sino a marzo. Scusate, sino al marzo, al 1900, in marzo. Sì, certo. Meno male che non parliamo di matematica, non è il mio forte.
Dunque è stata a Cagliari 6 mesi. Dire che erano attenti tutti. E questo era uno tranello, in realtà era un tranello, ma sono stati bravissimi. E dunque ci rimase soltanto 6 mesi, tanto da poterle, diciamo, cambiare completamente l'esistenza. Era la città di Ottone Baccaretta, questa Cagliari, che lei ha vissuto per 6 mesi. Una città che aveva, tra l'altro tra poco il comune ha dedicato a Baccaretta molte manifestazioni, anche altre associazioni hanno celebrato la figura di questo sindaco, che è stato sindaco a più riprese di Cagliari, come voi lo sapete, era un giurista, era un giornalista, era un deputato, era un saggista e ha cambiato letteralmente la faccia di Cagliari. L'ha fatto abbattendo le sue mura, cosa di cui possiamo poi discutere questo, se sia stato un bene per sempre oppure no, però ha svecchiato la città, allineandosi completamente con i livelli europei in cui si viveva la famosa Belle Époque. E dunque Baccaretta è stato il sindaco che ha voluto il bastione di Saint-Rémy, la passeggiata coperta, che è stata concepita proprio come un salotto urbano, però con una vista meravigliosa del mare, quindi era un'idea abbastanza avanzata per quei tempi. E poi il Palazzo Municipale, una serie di miglioramenti della rete idrica, dell'illuminazione. Era una città che si è aperta finalmente al mare, perché il Palazzo Civico dalla Turrito Castello è venuto quasi sulla riva del mare. Cagliari aveva all'epoca almeno 3 teatri che funzionavano regolarmente: il Politeama Carboni, il Teatro Civico, il Politeama Carboni e il Politeama Margherita, nonché un regio cinematografo. Era dunque un posto dove la città, dove le persone uscivano, si incontravano, e c'era per esempio un albergo che era molto famoso all'epoca presso i contemporanei, che era la Scala di Ferro. Era un albergo dotato di straordinari comfort, aveva una sua rimedia di giornali, aveva le acque termali, aveva un giardino interno con una fontana disegnata da Sartorio. Dunque era effettivamente un qualcosa all'avanguardia. E dunque Grazia Deledda arriva a Cagliari e naturalmente va a teatro, anche lei a teatro, proprio che per la prima volta intravede Palmiro Madesani, ma non si danno una grande corda, fino a che a un ricevimento a casa Manca, perché la direttrice della Donna Sarda è stata, diciamo, una provvidenza per Grazia Deledda. Lei incontra questo sovrintendente della finanza, era un mantovano, lei lo descrive con occhi orientali e bellissimi baffi, e lui le propone quasi subito di sposarla, e poi lei, storia notissima, risponde sì, d'accordo, ma entro 2 mesi. Ecco come, diciamo, il carattere, l'estrema energia che aveva questa donna si palesa già da questo matrimonio, che peraltro, a quel che ne sappiamo, è andato benissimo, perché Palmiro, subito dopo essersi coniugato con Grazia Deledda, si è occupato essenzialmente della carriera della moglie. Si è messo a studiare l'inglese. Nel libro che Giancarlo Porcu ci ha fatto diciamo ritrovare, perché io non l'avevo mai letto, ma mi consola sapere che neanche Maria Antonietta l'aveva letto. Allora nel libro attentamente, diciamo con delle note attentissime, una ricostruzione filologica veramente notevole, che io devo fare i complimenti, riporta anche tutte queste, tutto un carteggio con un editore americano che le propone, anzi quasi le impone, un lieto fine per questo famoso dopo il divorzio. Quello che le nostre meravigliose attrici vi hanno letto è una delle conclusioni in cui Grazia Deledda, diciamo, gli americani non volevano un finale tragico. L'editore gli diceva sì, va bene, molto interessante, ma non vendiamo. Quindi anche questa è una nota assolutamente contemporanea. Si scrive perché si deve vendere, se no non si edita, non si pubblica. Tornando alla vita, alla breve ma vittoriosa vita di Grazia Deledda a Cagliari,
nota tante cose in città, ha anche tra l'altro una certa ironia, uno spirito arguto, per cui per esempio oltre a lodare l'eleganza delle signore che passeggiavano in via Roma, e le fotografie forse qualcuna ce la farà vedere, qualcuna delle altre diciamo interlocutrici, apprezzava dei cagliaritani, diceva che erano garbati ed educati, e notò alcune cose strane, tra cui il modo di passeggiare dei cagliaritani che le sembrò stranissimo, perché dice, lo racconta proprio con molti particolari, procedono a 2 o a 3 in ritmo regolare. Se per caso, per qualche ragione, uno di questa fila si arresta, tutti si arrestano e nessuno sembra dolersene, cioè è una prassi assolutamente normale, un modo evidentemente di camminare allegro con tutti quanti insieme. Un altro personaggio che le viene fatto di notare è l'uomo pilastro. Cioè questi signori, questi giovani, si immagina che per ore stavano sotto la finestra della loro innamorata o della loro morosa, anche se stava al terzo piano, e stavano lì per ore e nessuno neanche di questo sembrava avvedersene o dolersene. Non le capitò, per fortuna, di incontrare invece il famoso tipo esquimese di cui parla invece Lorenz quando circa 20 anni dopo viene in Sardegna e nota della città, perché non aveva un carattere eccessivamente, diciamo, non era tanto favorevole a dare giudizi positivi, quindi della città nota questi muli microscopici, i ragazzini con le ceste sulla testa e uova splendenti. Ecco, le uova del mercato del largo, quelli veramente lo conquistano, perché scrive che uova così splendenti che sembravano perle non ne ha vista da nessuna parte, nemmeno dalla Sicilia da cui veniva. Io voglio tenermi nei 10 minuti raccomandati da Maria Antonietta, ma vi voglio dire cosa c'era per esempio sulla prima pagina dell'Unione Sarda del 20 gennaio del 1900. Ho scelto questo giorno perché oggi è un 20 gennaio. Allora, è molto interessante leggere i giornali dell'epoca perché innanzitutto ci sono le lettere di lettori che si esprimono su qualsiasi argomento, anche diciamo facendo qualche rimostranza o ai funzionamenti delle cose in città o anche alla politica. Quindi nella prima pagina proprio, allora i giornali erano composti diciamo di poche pagine, e tra l'altro è curioso come ci fosse l'abitudine di mettere tutto insieme in prima pagina, dagli annunci economici agli annunci funebri, la cronaca giudiziaria, tutto quello che poteva interessare la città, ma questo è molto importante. Il giornale aveva anche uno sguardo oltre l'isola, per esempio si intrattiene a raccontare come a New York in quel periodo fosse stata fondata una filarmonica tutta al femminile, cosa abbastanza inaudita, e allora il cronista, che però giustamente deve fare un po' il provinciale, annota: sarà anche il pubblico in gonnella? E con questo lascia perdere questa diciamo importante iniziativa di fare un'orchestra tutto al femminile. Gli anni in cui Grazia Deledda più o meno sta a Cagliari sono anche gli stessi anni qualche tempo più tardi degli ultimi romanzi di Francesco Abate, che si basano su storie vere accadute a Cagliari e che ci stanno svelando della città delle cose molto interessanti che forse c'erano sfuggite. Tra l'altro questa pagina dell'Unione Sarda ci sono le cose più strane che però manifestano un interesse anche per quello che non era soltanto nell'isola, che era anche fuori nel mondo. Ci sono naturalmente le cose caratteristiche, per esempio si raccomanda un sapone al fiele, che mi è rimasta la curiosità di sapere cosa facesse di buono, e c'è l'inserzione di un marmista che propone di riprodurre le opere di uno scultore. Ci sono delle notizie di borsa, ci sono notizie che riguardano un pochino tutto il resto. C'è un articolo sulla libertà di stampa,
ci sono i programmi dei vari teatri e del Regio Cinematografico e del Regio Cinematografo. C'è per esempio il cenno, il fatto che in quegli anni cominciava a nascere era già nata una nuova classe, la classe borghese, imprenditori, persone che venivano da fuori, avevano costruito per esempio la Piazza del Carmine, nasce così come noi la conosciamo proprio in quel periodo, perché da ex foro boario, foro del bestiame dei Romani, era adibito a raccolta delle merci di tutti i contadini che venivano a Cagliari a vendere appunto i loro prodotti, e poi a poco sono stati costruiti oltre il Palazzo delle Poste che fu successivo, il Palazzo Chapelle, il Palazzo Auerbach, dei palazzi che erano come dire, e come sempre avviene, il marchio della città che cambiava. Grazia Deledda parla di molte cose, cita molti personaggi, non accenna, ma io penso che ci sia passata, di aver assaggiato le specialità del caffè genovese, del caffè svizzero e della pasticceria Tramer, che erano state aperte già da anni e che diciamo facevano del caffè Tramer, di cui c'era Gramsci che era goloso delle meringhe di Tramer, che mi dicono, io non lo so, non ho potuto assaggiare, che ultimamente sono state assassinate. Quindi se è così abbiamo anche un delitto che viene fuori da questi appunti su Grazia Deledda. La descrizione della città è fatta in maniera un po' poetica. I cieli sono vaporosi, l'area è rosea, il terrapieno è dolce e triste, i palmizi e i cactus danno alla città un sapore orientale. Insomma, l'ha definita la città dell'amore. Grazia Deledda, per lei la città dell'amore, o perlomeno di quello che lei ha deciso dovesse essere una svolta per la sua carriera. Quando si sposò poi a Nuoro con un abito lilla e argento ornato di perle, dico bene, sì. Quando al momento delle nozze non ordina abiti, non ordina un corredo di abiti, ordina soltanto del mobilio. Più tardi, quando va a stare a Roma, ordina tutti i mobili ai fratelli Clemente di Sassari, con questa raccomandazione: che fossero solidi, semplici, facili da pulire e avessero dei motivi, dei decori sardi, perché lei, e questo lo scrive esplicitamente molte volte, di mattina fa la massaia, la sera scrive. Quindi diciamo non è una donna che ha abdicato totalmente ai suoi ruoli tradizionali, è una che tranquillamente fa spolverare il tavolo, e poi in questo salotto, nel suo giardino, nello studio, dove tra l'altro intrattiene rapporti, sto parlando ovviamente del periodo romano, che è stata la sua piattaforma e la sua vera campo di battaglia, intratteneva importanti artisti dell'epoca. Per esempio ha incontrato, non è stato un incontro troppo piacevole, con Puccini. Puccini a lei non piace, Puccini di lei non ha letto niente, e per cui è per tacere poi di Pirandello, che dedicò alla coppia Madesani, ma l'ha sempre negato per la verità, ma sembra che dedicò alla coppia Madesani Deledda un lavoro piuttosto caustico che si intitolava Suo marito. Io credo di avere finito e voglio solo chiudere con una dichiarazione che Grazia Deledda ha fatto a Stoccolma l'indomani del Nobel. Notate che c'è arrivata col treno in seconda classe, perché il premio Nobel non era stato ancora incassato, quindi lei c'è andata col suo cappotto vecchietto, con la cloche in testa, con un bel mazzo di margherite e di gerani, e Madesani era in bombetta. All'indomani del premio Nobel ha avuto ovviamente occasione di fare tante interviste, in cui ha dichiarato una cosa molto importante, che io credo si possa mettere proprio a silloge di tutto questo discorso che ho cercato di fare su questo lato diciamo personale di Grazia Deledda, che disse: la mia umiltà è appunto, la leggenda della mia umiltà è per l'appunto una leggenda. Grazie.
Grazie mille. In realtà, se noi ci figuriamo il suo primo viaggio fuori da Nuoro, che era più o meno un paese, verso la città, chiunque viene proprio a dire si parva licet, come la canzone di Paolo Conte, Genova per noi, chiunque arrivi dal nord e arrivi a Cagliari, poi ha l'incanto di questo luogo inaspettato. Un luogo che appunto appare dolce, appare luminoso, appare comunque con un paesaggio assolutamente rassicurativo nella dialettica tra città di pietra e città d'acqua. Non dimentichiamoci che nel 1866 Cagliari smette di essere piazzaforte militare, inizia tutto il processo con grande dolore di Giovanni Spano, di abbattimento delle mura, e tutti quelli che erano stati militari iniziano ad aprire bottega e s'agosta, cioè via Manno, il Corso, via Baile, e inizia ad essere quella borghesia urbana che costruisce oltre le mura e costruisce le ville suburbane andando oltre Castello. E comunque noi abbiamo, a dire la verità, il rimpianto di questa borghesia botteghera, che non è, cioè c'è un po' da chiarire, perché c'è un qualche disagio rispetto a questo, quando invece in altre città questo non è stato. E lei però ne coglie l'effetto positivo di questa forma di emancipazione anche economica. Nel momento a Nuoro c'è il trasferimento dei Devoto che iniziano a operare da Cagliari verso... Credo che questa parte che Francesco Abate sta esplorando ci aiuti molto. Sono dal 1900 al 1921-22 quando inizia appunto la fase, cioè quando Cocortu per l'appunto rompe con il re, eccetera. È una fase a Cagliari, in quella fase arriva anche Gramsci, cioè c'è Rafa Gazzia che dirige l'Unione. È un periodo davvero interessante. Bene fa Francesco, che è stato quello che ha partecipato la volta precedente alla tematizzazione di questa fase, di questa esplorazione che noi stiamo cercando di fare, questo scavo nella contemporaneità. Daniela Zedda, che abbiamo interpellato Daniela perché ci aiuti a capire com'è che questa donna si faceva riprendere, si faceva fotografare. Anche lei è stata una donna molto mediatica, molto attenta ai mezzi di comunicazione di quel momento, quindi ben altro che timida e riservata. E questa coppia societaria, oggi la chiameremo, una coppia molto moderna in cui entrambi fanno un patto e lui si sacrifica, si licenzia, insomma. Interessante anche questa pratica che loro adottano, in modo che lui sia al servizio di lei e del successo di lei e del modo in cui entrambi costruiscono questa immagine che noi abbiamo. Buonasera. Allora, intanto mi voglio scusare per la qualità pessima delle immagini, perché è stata una sofferenza metterle insieme e per me sarebbero state tutte da cestinare. Ovviamente internet, che gentilmente si prodiga di completare i ragionamenti, ha delle immagini a bassissima risoluzione, per cui non è stato facile. Poi non è stato facile perché in realtà mi è venuto anche il fastidio di non averla mai fotografata, perché ritengo che nessuno dei fotografi, neanche Eva Barrett, abbia avuto l'interesse ad osservarla e quindi a raccontarla per ciò che era e non per ciò che doveva apparire. Però, siccome il titolo è l'autorappresentazione di Grazia Deredda, io inizierò dalle sue parole, perché solo di parole si può parlare, non esisteva neanche l'autoscatto allora, e inizio a raccontarla come lei si raccontò a De Cubertini,
Sì, Kubernetes, non lo imparerò mai. Quando era ancora ragazza, in una delle lettere che gli mandò, si definiva così: c'è una Grazia e c'è Grazietta. Grazia che non ha capricci, che sorride sempre, che non ha passioni, ne offende mai nessuno, educata e casalinga. Grazietta è invece determinata a scrivere, a diventare famosa, piccola, caparbia e selvaggia, fa tutto a modo suo. Questa era una bellissima descrizione per una giovane ragazza, ma crescendo, all'età di 34 anni, volle aggiustare il tiro e si raccontava così in una nota biografica: io non sono affatto modesta, ritengo anzi che la modestia sia il riflesso di uno spirito che si ritiene inferiore, perché realmente sente di esserlo. Io sono invece orgogliosa, non perché ho scritto dei romanzi che ottennero fortuna, ma perché mi sento cosciente, forte, superiore a tutte le piccolezze e i pregiudizi della società. Se fossi nata uomo, che poteva anche essere possibile, sarei stata un solitario, sarei vissuto in un erem. Donna, devo adattarmi a piegarmi a vivere fra coloro che, amandomi e proteggendomi, completano la mia esistenza. Ma questa sì, era grazie ad Eredo, ovviamente, perché era lei che ce lo diceva. Però la rappresentazione di sé più vicina alla realtà forse c'era data nella descrizione di Cosima, dove si definisce: piccola di statura, con la testa piuttosto grossa, mani e piedi minuscoli, con tutte le caratteristiche fisiche sedentarie delle donne della sua razza, forse di origine libica, con lo stesso profilo un po' camuso, i denti selvaggi e il labbro superiore molto allungato. Aveva però una carnagione chiara e vellutata, bellissimi capelli neri lievemente ondulati e gli occhi grandi a mandorla, di un nero dorato e a volte verdognolo. Noi conosciamo bene questa tipologia di occhio tipicamente sardo, con la grande pupilla appunto delle donne di razza camitica, che un poeta latino, e qui viene fuori proprio la sua indole, ciò che lei era realmente, chiamò doppia pupilla, di un fascino passionale e irresistibile, quello che lei riteneva di avere, ovviamente. E allora parliamo di cosa penso io. Premetto, adesso vi inizio a mandare anche delle foto perché una noia mortale parlare delle fotografie senza farle vedere, e non ci sarà, c'è una sequenza, ma adesso perdonatemi che non c'è proprio un ritmo che spesso sarà in sincrono. Ecco, allora qui aiutatemi che questo è un PC e io lo detesto. Apri. Ma non si collega. Allora, premetto che per me la fotogenia non esiste e sta solo al fotografo la capacità di analizzare le linee del viso quando si tratta di un primo piano e riequilibrare tutte quelle dissonanze che creano la mancanza di bellezza, perché è solo la dissonanza tra le due metà del viso che disturba, soprattutto quando una persona si rivede, non si piace mai. E allora il fotografo dovrebbe utilizzare la composizione, l'inquadratura, soprattutto la luce, che è l'elemento fondamentale che crea realmente l'anima nella foto. Tant'è vero che fotografia significa scrivere con la luce, quindi bisognerebbe proprio scrivere le foto come si scrive un racconto. E lei già nella composizione non ha avuto fortuna, perché i fotografi che l'hanno fotografata, solitamente maschi, quindi più alti di lei aveva detto in un periodo che era alta 1,60 m, manco per niente, forse era 1,50 m.
Perché lei tanto la fotografavano seduta, non se ne accorgeva nessuno. Invece, quando occasionalmente la fotografavano, questi fotografi che non erano attenti, non tutti erano attenti, qualcuno sì, la fotografavano dall'alto del fotografo verso il basso, quindi diventava ancora di più idrocefala, ancora di più schiacciata in terra e poverina non ne guadagnava. Tant'è che ci sono alcune foto dove, aspettate se riesco a mandare le altre, perché non mi vogliono supportare questi ragazzi. E il PC è troppo scemo. E quindi il fotografo. Allora, questa, perché non so come fare a... Allora, quella dove avete detto questo è il marito, quella è una foto del matrimonio e anche nella foto del matrimonio non sorride, perché la caratteristica di Grazia Deledda, per fortuna anche nelle foto di quel testo che hanno mandato a Maria Antonietta, anche lì ci sono delle foto molto belle, con lei ha degli abiti sontuosi, però col bambino in braccio non sorride mai. Vabbè, era così. Ecco, le manine piccole, poi sempre seduta. Qui lo stereotipo della mano che solitamente serve per mascherare il viso, per non... Ma volentieri. Il matrimonio, se fosse stato il mio computer, te l'avrei... Ecco, pausa. E non pausa, niente, è un accidente. Non pausa, scusate. Quindi... Allora, ma queste sono... Le ho messe così per essere... Perché appunto... Sì, questo è il matrimonio. Io non so come abbiano fatto a rendersi conto che quel vestitino era lilla, con le perle e con i pizzi, perché... sì, ma anche rifarlo uguale da questa foto, anche con la descrizione, ci vuole fantasia comunque. Quindi nei primi piani che la ritraggono da giovane, che sono semplici, sono anche i più gradevoli, complice l'età ovviamente, ma difficilmente in queste immagini si potrebbe capire la sua personalità. Partendo dalla loro osservazione, le foto che ritraevano anche spaccati di vita di moglie, madre esemplare e adeguata al ruolo, non la vedono appunto mai sorridere. Lei, guardate questa, non sorride con nessuno, ma non sorrideva a nessuno, dice bene Giovanna. Adesso andiamo alle altre. Aspettiamo la fine di questa. Allora, andiamo avanti, no, anche andiamo all'altro filmato. Qui anche quando è con i bambini è sempre perfetta, impeccabile, ma è come se fosse assente. Qui ottima padrona di casa, il tè delle 5. Però sono foto che apparentemente sono istantanee perché c'è la dinamicità dell'azione. Sì, adesso qui io vorrei dire una cattiveria, tanto no, stanno registrando, non la posso dire, però questa, torna indietro, questa qui è la più spontanea, dove lei è anche più accattivante, ha questa posa che l'aiuterà per un altro motivo.
tiene la mano sulla gamba del figlio, ma diciamo che ha un atteggiamento più di confidenza verso questo che era un giornalista. Comunque, questa forse è una delle più costruite, delle più piacevoli per lei, non per noi. Andiamo a quelle dello studio. Che qui la cosa che impressiona molto sono le mani e come le teneva, perché le teneva sempre nella sua posizione. Qui, no, andiamo all'altro. Ecco, questa poi ricordatevela perché è l'unica dove sorride. Ma sorride perché? Perché il fotografo sta dall'altra parte. Quindi lei era assolutamente ignara che la stessero fotografando. 3, sì. Poi ci sono le foto dove lei interpreta un ruolo, che è il ruolo di scrittrice, ma lo interpreta nel modo in cui i fotografi la vedevano, perché a parte questa seduta nel divano, che è anche comodissimo leggere un libro stando in quella posizione, a parte, ecco, questa, però qui assorta nella lettura, anche questa è molto bella, è sempre lo studio, probabilmente questa è un fotografo con una mano diversa, si capisce dall'ambientazione e dall'essenzialità. Questa è una delle, a mio parere, è una delle costruzioni più belle e che la rappresentano di più, cioè isolata in questo ambiente nero, illuminata dalla luce di un lampadario casalingo, seduta, anche un po' inchinata, quindi l'altezza non si percepisce, perché per lei era comunque uno dei problemi estetici. Andiamo avanti. Bellino che sei seduto vicino a me. Ecco, poi qui c'è tutta la serie della fotografa vera, perché queste foto che sono state scattate da Eva Barrett, che era una fotografa molto famosa in quegli anni, che adottava una tecnica di ritocco fotografico ante litteram, Photoshop ante litteram, sulla lastra. Quindi lei correggeva alcune zone facendole diventare più chiare, altre più scure, esattamente con la chimica. Però una tragedia, perché voleva essere spontanea, grazie a Deledda in questa foto proprio per niente, e le altre quella mano sul libro, questo accenno che neanche Nereide Rudas, quando le avevo fatto quella foto che io non apprezzo, che hanno messo nella locandina, perché era lei, però lì era lei che voleva avere questo atteggiamento. Io in realtà puntavo più alle mani di all'intreccio delle 2 mani di Ciusa, lo scultore, che c'era sul tavolo. Quindi dopo quella per me orribile, le avevo chiesto a Nereide Rudas di intrecciare le mani a fianco a quelle della... Però mi ha fatto questo regalo Maria Antonietta, così che possiamo dire che questo atteggiamento ha sempre significato nei secoli l'intellettualità, esatto, il pensiero che si creava. Sì. Quindi andiamo anche alle altre, perché ha sempre questo scialletto gettato così in modo informale che l'aiuta. Qui adesso vai un po'. Ecco, sempre la mano così, qui lo sguardo all'esterno, quindi ci rimanda ad altri mondi, ci rimanda ai mondi che lei racconta e non si sofferma a guardare in faccia a chi lo osserva, ma va oltre. Poi questa, che a mio parere è la più bella, dove lei, cioè non dove lei è la più bella, è l'immagine più bella, perché no, perché non è la più bella, perché se una persona si mette in quella posa, gli cade la faccia a quell'età. Quindi lei qui ha proprio le guance che sono un po' scese,
però finalmente dà un senso a quel libro, alla mano che ha spostato e anche al fatto che stia leggendo. Quindi può non guardare in macchina perché non ce n'è bisogno, sta leggendo veramente. E questa, tra l'altro, delle foto che si trovano su internet, è l'unica firmata da Eva Barrett. Quindi, è firmata sotto in basso, non si vede, perché lì è più chiaro del monitor. E quindi sicuramente anche per Eva Barrett era un'immagine importante. Andiamo oltre e andiamo alle altre foto importanti, questa famosissima, che sono state realizzate da un bravissimo fotoreporter di quegli anni, tale Armando Bruni, di cui esiste un fondo importantissimo che ha le foto dei 30 anni dal 1920 al 50, il più importante. Fermiamolo un attimo, perché volevo far vedere una cosa. Questa foto, che solitamente viene utilizzata con quel contrasto, dove viene annullato tutto il resto dell'ambiente, la credenzina di Clemente, il lampadario, il termosifone, che rendono la situazione molto, molto vera, un po' sporca. E, tra l'altro, qui ci sono questi bellissimi, c'è questa bellissima scultura di Tavolara in legno, conoscerete, che sono, perché io non ne ho viste altri, sono il richiamo alla Sardegna più connotativo. Sicuramente questo fotografo, che era molto bravo, deve aver composto lui questa immagine, perché presumo che sul bordo del tavolo a Grazia Deledda non gli sarebbe mai venuto in mente di poggiare. Quindi è una bella foto costruita, ambientata e che ha un senso. E c'è un altro motivo, ve lo voglio dire. Queste sculture hanno una doppia valenza, perché distolgono, se torni all'altra si vede, sono più, sì, ecco, perché distolgono lo sguardo dallo sguardo di Grazia Deledda, che poverina ha uno sguardo veramente inquietante. Io ho provato anche a separare le due metà del viso, perché solitamente tutti quanti abbiamo una metà più dolce e una metà più dura. Non ce n'è, perché tutte e due le metà sono inquietanti. Non capita mai, però poi mi sono fatta anche una ragione. Se andiamo a quella successiva, all'altra, sì. E la ragione me la sono fatta guardando questa. Dunque, questo per chiunque, per qualsiasi, almeno non dico per chiunque, per me questa foto sarebbe uno scarto da non presentare mai, vero Milena? Perché questa non è una foto dove lei sta leggendo e sta guardando in basso, questa è una foto di passaggio, cioè ha sbagliato il fotografo la sincronia tra la chiusura delle palpebre automatica e invece la funzione di avere lo sguardo basso per leggere. Ma siccome presumo che non ce ne fossero tante dove lei aveva gli occhi aperti, proprio perché essendo una che non amava essere fotografata, perché questo chiunque dica il contrario dovrà passare sul mio cadavere, lei veramente provava un grande fastidio perché intanto chi la fotografava per come lei doveva apparire, quindi creandole un ruolo, uno stereotipo dove lei difficilmente si riconosceva. Eva Barrett era una fotografa bravissima, ma lei non ha mai uno sguardo sereno, neanche in quel momento, neanche quando a fotografarla era una donna, perché
c'è differenza nella relazione tra un fotografo uomo e un fotografo donna, e una fotografa donna, per chi viene fotografato, vero Milena? E comunque questa foto, dove viene cambiata la composizione, perché è lo stesso momento, è vestito uguale, pettinato uguale, viene messo questo vaso di fiori che ha valenza in tutto il mondo, e lei però ha questa posa che è sbagliata. Allora mi sono data una ragione anche per quella foto che abbiamo visto prima, per quello sguardo così spiritato, perché quando una persona è tesa e non vuole essere fotografata, c'è una reazione, un riflesso incondizionato, che è quello di chiudere frequentemente le palpebre. Quindi il fotografo, dopo che si era veramente infastidito perché ne faceva una e ne sbagliava 10, e allora non c'erano le digitali, quindi la lastra costava, allora le ha chiesto di tenere lo sguardo fisso, e sfiderei chiunque se gli viene chiesto di tenere lo sguardo fisso, avere uno sguardo rilassato, non è possibile. E così mi sono tranquillizzata, anche perché oggi se si fa una foto con lo sguardo che non va bene, si cancella e se ne fa subito un'altra. Ma quando si lavorava con le lastre, queste sono lastre, o anche con i negativi, le foto non si vedevano prima. Quindi questo disgraziato di fotografo ne ha fatto 20, perché non è che se ne facessero 350, ne ha fatto 20 per riuscire a usarne una decente e l'altra così come è venuta. E quindi mi sono anche un po' tranquillizzata sullo sguardo di Grazia Deledda. Sì, andiamo avanti, perché non mi ricordo neanche io quelle che... Ecco, poi ci sono queste che hanno tutte come mi ha stupito questo paralume, perché ricorda molto quello del lampadario in alto, quindi magari c'è anche una situazione di riciclo, potrebbe esserci. Questa lei ha gli occhiali, quindi non appartiene a quella serie di immagini che abbiamo visto prima di Bruni, però questa è una foto molto bella, che tra l'altro è la copertina di un libro scritto da Maria Elvira Ciusa Romagna per Delfino. Però mi chiedo, ma l'avrà fatta sedere dalla parte giusta oppure dalla parte opposta? E perché? L'unico motivo può essere quello dell'ombra sul viso, che è una delle poche dove il viso è per metà in ombra, perché in qualche immagine si riscontra, quelle più da adulta, una leggera imperfezione al naso. Quindi ho pensato anche che c'è quel tiretto che dà fastidio, perché una deve stare dalla parte opposta del tiretto, del cassettino, chiamatelo come volete. E quindi, però qui è già un po' più distesa, forse l'età l'aveva un po' rasserenata e gli occhiali l'aiutavano. Ecco, abbiamo finito, dobbiamo andare all'altro. E comunque, anche in queste, dispiace dirlo, no, quella è il Nobel. Quindi, anche qui non ha mai sorriso. Qui ci sono le immagini del premio, quando lei va a ritirarlo, anche qui non c'è mai traccia di sorriso, anzi questa forse qui sta sorridendo, mandale velocemente. Ecco, purtroppo questa è una di quelle inquadrature famose. Allora, questa probabilmente gliel'ha fatta un italiano, mi viene da dire. Poi invece, guardate la differenza, ecco, questa invece è fatta dal basso,
il fotografo che l'ha fotografata ha avuto l'accortezza di abbassarsi lui e quindi lei sembra ad un'altezza normale, molto gentile, ringraziamo il fotografo anche da parte sua. Quest'anno deve essere lo stesso di prima, perché anche qui hai voglia a fare un campo più chiuso, però lei, poverina, con quelle dalie, 58 quando ha preso il e allora mi sono detta, ma com'è possibile che una persona non sorrida mai, neanche quando sta andando a ritirare però io che sono fotografa e quindi so che un fotografo può far fare qualsiasi cosa senza chiedere niente alla persona che si fotografa, perché non bisogna mai, dal mio punto di vista, chiedere di assumere un atteggiamento. Bisogna sapere aspettare che quella persona poi si riveli per ciò che è, e lo scatto bisogna farlo solo allora, perché sennò vengono fuori foto tipo queste. E allora, sì, finito. Mandiamo il sorriso. Ed ecco che sono tornate, fermala qui, che sono tornate indietro nell'unica foto dove lei apre la bocca leggermente, perché non è neanche questo si può definire un sorriso, ma si deve essere distratta, poi era ancora giovane, quindi qui lei è esattamente la descrizione di Cosima, ha i denti selvaggi e ha il labbro in avanti, no, non leporino, in avanti perché è il dente che lo spinge, è il dente che spinge, vai avanti perché adesso è tardi, pensavo di non parlare invece altro che, ecco. Questo è il video, e qui lo capirete meglio, questo è il video dell'uscita dopo che ha ricevuto il premio. Allora, Madesani è contentissimo, lei, e guarda in alto Madesani perché sicuramente l'operatore dice qualcosa. Questa è la sua espressione, però qui si tradisce, perché l'operatore, insomma, le deve aver detto qualcosa, ecco, si copre, sì, è questa. E questo è il motivo, secondo me, per cui Grazia Deledda non sorride mai. E ultima cosa, però, perché questa ve la voglio dire, andiamo sull'altro, poi lo fermiamo. Vorrei dire che Grazia Deledda, sì, la foto dove è venuta meglio è questa, perché non è lei. Vai avanti di una. No, vai avanti, cioè, sì. Questa a Merano magari l'ANSA lancia una notizia sul 150° anno di nascita di Grazia Deledda e usa questa foto. Detto questo. Allora, io volevo chiedere a Daniela, allora, se io dovessi lasciarci, non fare l'analisi delle foto mie, perché tu hai una capacità psicologica quasi da risonanza che da immagine fotografica. Grazie. Beh, allora la chiudiamo con Patrizia Sardo e l'abbigliamento. Vieni qui. Tranquillo. Allora, io cercherò di essere un po' più generosa nei confronti di Grazia Deledda, che lo merita ampiamente. Abbiamo anche realizzato un video che dovrebbe andare a corredo di quello che volevo raccontare.
Possiamo mandarlo? Non è in sincrono, quindi è solo per godere, giusto per rappresentare un po' quello che volevo dire. Il vestito è strutturato come un linguaggio e taglio del linguaggio sulla materia, sulla stoffa. Tessuto e testo rimandano entrambi alla stessa origine, tessere, intrecciare, entrambi sono il risultato di trame. Il tessuti, fili di lana o cotone, la poesia, il romanzo sono di parole. Ed è per questo che ogni tipo di comunicazione, vestirsi, implica compiere delle scelte che riguardano noi e quelli che ci stanno intorno. L'abito quindi ci rappresenta nella vita, ci racconta la nostra identità, sia antropologicamente che culturalmente. Scriveva Umberto Eco che chi sia entrato in contatto con le questioni semiologiche sa come anche l'annodarsi una cravatta la mattina rappresenta una scelta ideologica più lenta. Ok, salvo, mi è venuta l'ansia che è tardi. Io stessa nel mio lavoro con Antonio Marras utilizzo il vestito come se fosse un foglio, un libro, un diario, in pratica utilizzandolo come un testo, un insieme organizzato di immagini, di tessuti che scelti, messi e incastrati in una certa maniera rappresentano qualche cosa. E il bagaglio delle fonti che abbiamo della storia del costume nel corso dei secoli è ricchissimo e abbiamo un quadro di quello che succede se noi leggiamo appunto queste indicazioni, abbiamo chiaro quanto sia importante il ruolo della moda, che ci raccontano quindi quello che è stato e ci danno dei suggerimenti per quello che sarà. Per quanto riguarda gli abiti, quindi sono una lettura del mondo, una metafora dell'essere e lo specchio della realtà contraddittoria del mondo. L'abbigliamento contribuisce a raccontare quindi il racconto della nostra identità, anche grazie ad Eledda, che ha studiato a fondo per esempio le tradizioni e le credenze dei costumi sardi. Nel libro Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna diceva: in Sardegna si deve dire dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. In questo caso quindi sappiamo benissimo quanto sia fondamentale, noi che proveniamo da questo territorio così stratificato, quanto il vestito tradizionale parli e comunichi e voglia esprimere e rappresenti sia la nostra dimensione sociale, la memoria, i valori e tutto quello che ci ha rappresentato. Una realtà quindi molto complessa quella sarda, lo sapevano, questo era noto, per esempio, tanto che Sanders, che nel 27 ha organizzato un viaggio in Sardegna proprio e Sanders sappiamo bene che è l'autore di quella monumentale opera fotografica Uomini del XX secolo, dove ha fatto i ritratti di tutte le categorie della popolazione della Repubblica del Weimar, dividendoli in donne, commercianti, classe sociale, artisti, e questi ritratti rappresentano appunto un reale sguardo attento di quello che veramente era l'epoca a quel tempo. Tant'è vero che le sue foto, insieme a tanta arte definita degenerata, non è stata accettata dal partito tedesco nazista, perché lo considerava poco consono all'ideale ariano del tedesco. Quindi l'abito è un simbolo che crea un'appartenenza, è qualche cosa che ci permette e ogni individuo può, attraverso un collage, può diventare anche un'installazione e può parlare un linguaggio capace di abbattere i limiti del tempo e dello spazio. Ripercorrendo in breve la storia della moda, sappiamo come alla fine del Rinascimento e sotto l'influenza della moda spagnola, che era quella più rigida,
per essere alla moda la donna doveva mostrarsi più virtuosa, meno libertina e indossava nuove forme come la costruzione, soprattutto dei busti e dei corsetti che addirittura all'inizio erano costruiti in ferro battuto, poi piano piano con l'avvento di nuovi materiali come le stecche di balena sono diventati un po' meno rigidi. E comunque la donna col corsetto, abbiamo visto anche da poco quel bellissimo film Il corsetto dell'imperatrice, deformava completamente il corpo fino al Novecento, dove c'era il corsetto vittoriano, la donna doveva per forza avere sempre questa forma clessidra dove la vita era sempre più stretta e veniva enfatizzato il busto e i fianchi. Il corsetto era quello che procurava quei romantici svenimenti proprio perché impediva di respirare. Ambroise, che è il padre della chirurgia moderna, fu il primo a mettere in guardia dai rischi di questo appunto di questo strumento. Addirittura durante una dissezione ha mostrato come le costole venissero sovrapposte una all'altra proprio per l'utilizzo insano del corsetto. Poi le gonne poi sostenute da sottogonne piano piano diventano ancora più grandi, il loro peso limitava completamente il movimento delle donne che comunque erano tenute a rimanere ferme, a rappresentare qualcosa di suppellettile, non c'era bisogno che si muovessero tanto. Nel 59 per esempio un giornale parigino ha raccontato di una storia di una giovane donna che dopo invidiata dalle amiche durante un ballo a 23 anni poi è morta e poi si è scoperto che aveva 3 costole perforate, così non di tifo né di parto ma a causa di un corsetto. Quindi c'è uno stretto legame quindi fra la moda e l'emancipazione femminile. Infatti le suffragette appena hanno iniziato a rivendicare i loro diritti, l'eguaglianza con l'uomo, il diritto al voto, la prima cosa che hanno fatto era liberarsi dal corsetto, che per anni sono stati una prigione per le donne che dovevano solo essere ammirate e i vestiti servivano solo a quello. Un abito da uomo, per esempio, agli inizi del Novecento aveva 15 tipi di tasche che conteneva soldi, biglietti da visita, l'orologio. Le donne non avevano tasco, dovevano essere tutte eleganti con la borsettina. E quindi agli inizi, per esempio, le suffragette, la prima cosa che hanno fatto è mettersi dei gilet pieni di tasche. E agli inizi del Novecento, quindi le donne decidono di far sentire la propria voce e iniziano proprio attraverso l'abbigliamento, iniziano quindi ad accorciare gli orli, a eliminare il busto, le più coraggiose indossano anche i pantaloni, si tagliano i capelli, che anche quello è già inizia a qualificarle, e gli stilisti che iniziano a nascere in quel periodo iniziano a dare un'altra immagine della donna. Paul Poiret fu forse il primo che eliminò la visione della donna ad esse, e che rivoluzionò la moda fu senz'altro Coco Chanel, perché lei lavorando a cavallo delle 2 guerre la donna doveva essere più libera e più non essere più morbida, ha inventato il jersey. Quindi i primi reggiseni arrivarono sul mercato, per la donna furono una vera e propria rivelazione, fino a quando poi nel 68 sappiamo che proprio questo elemento invece è stato motivo di protesta delle donne. Quindi la moda ha contribuito nel corso della storia a rappresentare quello che è successo nella civiltà, nella società contemporanea. E Grazia Maria Cosima Damiana Deletta, che atteggiamento aveva nei confronti della moda? Grazia era una donna determinata e attenta alla moda, lo dimostrano la sua cura per la casa,
per le relazioni vaste e varie che hanno tessuto con una costante corrispondenza, per l'attenzione ai dettagli, per la consapevolezza dei ruoli e per la coscienza del valore di se stessa. È intelligente, perspicace, curiosa e testarda, e ovviamente pensa al matrimonio come a quel tempo unico mezzo per poter perseguire il proprio fine, che è quello di scrivere, e sa che soltanto allontanandosi da Nuoro può, raggiungendo Roma, può realizzare quello che le interessa. Quindi crea anche una relazione, come è stato detto, completamente anticonvenzionale con il marito, una relazione di estrema attualità. Lui si licenzia, le fa da impresario, una relazione che, come ha citato prima, ha suscitato anche ilarità e ironia dei suoi colleghi, chiamando Palmiro Madesani Grazio Deledda, e fortunatamente il suo scritto, suo marito, non è stato neanche accettato dall'editore, proprio perché comunque rappresentava sia una misoginia sia una grande invidia. Prima di di sposarsi, i suoi primi testi sono stati pubblicati, come sappiamo, tra l'altro da Ultima Moda, un magazine che per lei era come internet per noi, era quello che la metteva in comunicazione col mondo esterno. A quel tempo Nuoro era un paese di montagna, promosso a città di capoluogo di provincia, abitato però da contadini, pastori, pochi borghesi, e non aveva nessun tipo di istituzione culturale come teatri, biblioteche, musei, che invece c'erano a Cagliari. Leggiamo da Cosima che la prima volta che le chiede una fotografia a corredo della sua novella, lei ne aveva solo una, dove aveva questo vestito viola a mezzo lutto, una spilla d'argento, i capelli sciolti, un'immagine un po' greve che non la rappresentava secondo lei. In quel momento lei era in lutto, e sappiamo bene come era pesante il lutto in quel periodo, che bisognava stare 3-4 anni, 5 anni chiusi a casa, chiuse le finestre, con addirittura, lo racconta anche lei nelle tradizioni popolari, che le vedove dovevano avere la camicia sporca, lo mettevano nel fuoco e indossarla fino a quando non cadeva in brandelli. Lei quindi, per corredare il suo testo per la rivista, sottrae, come dice lei, con coraggio e astuzia, sottrae dalla dispensa dell'olio per pagare il fotografo e fare una fotografia che lei scrive, la ritrae con la testa che esce da un grande ventaglio, quindi non si vede come la bocca, grande ventaglio di piume di struzze a guisa di ala di protezione, a risaltare i suoi occhi cuprei, come li definisce, occhi che le piacciono tanto. Del resto lei si piace. Lo dimostra tante volte, e questo io lo trovo bellissimo e modernissimo. Si piace, si descrive: sono una signorina sarda, molto giovane, molto coraggiosa nell'arte che adoro, molto giovane ma sembro più fanciulla ancora. Non rassomiglio appunto alle altre fanciulle sarde, perché sento tutta la modernità della vita. Sono piccola, pallida e bruna, un po' spagnola, un po' araba, un po' latina. E Cosima Quasi Grazia, con i primi soldi, scritto nel libro, derivati dalla pubblicazione delle novelle, si compra un bel vestito di settina nera, puntini d'oro e a boa di struzzo nere e bianche, che ha assieme del serpente e dell'uccello, quindi molto coquette. Del suo abito da sposa ne ha parlato prima, si favoleggia perché abbiamo solo quella foto, perché lei lo scrive, ne abbiamo traccia appunto in una lettera che scrive al futuro marito, dove appunto dice che aveva questo vestito argento lilla guarnito di pelle, e dice: figurati lo scintillio, tu sfigurerai, a meno che non metterai la tua bella divisa e quella spada di cui ho tanta paura. Grazia stessa, quindi, in una lettera invece a Stanis manca la sua delusione più grande d'amore. Parla per esempio della madre dicendo: mia mamma è ignorante, veste ancora in costume, sebbene a me mi abbia educato come la più aristocratica delle signorine, e lei veste in costume. C'è un bellissimo ritratto dove a me sembra che sia bella fiera. Grazia, spesso le sue protagoniste non sono belle.
come in Fior di Sardegna, Maura Laura non è bella e secondo me la descrive come si vede lei, a parte l'altezza, e dice: essa bruna, alta, sottile, grandi occhi neri sempre velati da una leggera tinta di naturale tristezza, dalle lunghe ciglia nere, le labbra carnose, rossi ardenti, molto elegante, molto chic nell'accorciarsi lunghi capelli oscuri, crespi e folti. Aveva lei sola un segreto per potersi vestire sempre così bene, benché semplicemente. Sicuramente questo è un suo motto. Proprio il Fior di Sardegna utilizza gli abiti e il significato dei colori per rappresentare i caratteri dei personaggi. Le protagoniste hanno una mamma arcigna, severa e triste, che ricorda un po' la sua, e loro malgrado vestono spesso di nero e non alla moda, mentre l'amica che incontrano alla stazione balneare è sempre vestita di chiaro e veste alla moda. Lara Maura, soltanto quando incontra finalmente il suo amore, è vestita di bianco. In Dopo il divorzio ci descrive la differenza tra la povera e sfortunata Giovanna, che viene da un piccolo paese con sopra l'asino, vestito in costume, e Grazia, che è il nome invece della fortunata cugina che vive a Nuoro, che è ricca, legge giornali di moda, veste all'ultima moda, indossa abiti bianchi con crinolini, pizze, maniche a sbuffo che sembrano delle ali di berletto, sembrano delle meringhe, e sebbene la Deleda ironizzi scrivendo che questo uso costringe le donne a passare di traverso attraverso le porte, e zio Efes dice: ah, la moda, quando ero piccolo io le donne erano grandi e rotonde perché avevano tutti i gonnelloni e sembravano delle capanne, e ora queste maniche invece crescono e fra poco spiccheranno il volo. Dopo il suo trasferimento a Roma, Grazia si preoccupa certamente molto di cosa indossare. Secondo me è un modo di rappresentarsi esattamente come le fotografie. Infatti lei frequenta, anche se non assiduamente, importanti salotti letterari, è amica di tanti letterari e artisti e anche delle donne più importanti e interessanti di quel periodo. Era amica di Sibilla Leramo, di Matilde Serao, che andava ogni volta a incontrarla quando si trovava a Roma, e di Eleonora Duse. E io mi sono immaginata, vedendo le sue foto, che lei la vedo da giovane, quindi con abito, giacca chiara e collettino di camicia in pizzo, come se fosse una delle sorelle March di Piccole Donne, forse Amy la più romantica, e qualche volta è Jo la ribelle, un po' come Grazia e Graziella che raccontava Daniela. Poi la vedo in un vestito ottocentesco scuro, sobrio, con la vita segnata e camicia ridondante, accollata, pizzo in blu, cru, che ricorda Beatrix Potter, la scrittrice e disegnatrice di Peter Rabbit. Poi la vede tailleur, l'abbiamo vista nella foto di Daniela, bene, tailleur, colore grigio, giacca da uomo morbida e scivolata, gonna alla caviglia, camicia bianca, scarpe particolari, modernissima, come avrebbe potuto essere vestita Virginia Woolf durante il viaggio culturale in Grecia. Poi la vedo in passeggiata a Viareggio col marito e figli, vestiti alla marinara, lei con ombrello, parasole e abito primi del secolo, che potrebbe essere un fotogramma, questa è Matilde Serao, un fotogramma dal film tratto Morte a Venezia di Visconti. Poi la vedo a mezzo busto, in abito scuro, in seta, minimale, austero, elegante, bastine, piegolini, bottoncini e piccolo colletto in pizzo tipico degli anni '20 che avrebbe potuto essere indossato da Agatha Christie. Spesso ha uno scialle, retaggio del costume sardo o semplicemente perché è molto in uso fra le signore dell'epoca, sembra Colette. È un'epoca importante per la moda, è un cambiamento per l'affermazione della donna. A me piace nella foto con il grande cappello e la stola e la immagino passeggiare a braccetto di Marcel Proust per i giardini des Champs-Élysées. È bellissima l'immagine che la ritrae sul sefà con una camicetta a righe e gonnellone arricciato, come in un dipinto famoso di Le donne che leggono sono pericolose. La mia miss preferita è il ritratto di Cardilli trovato in un archivio del Corriere della Sera, giornale con il quale ha collaborato per vari anni. Lei, giovanissima, indossa un cappellino elaborato e sfizioso e un abito con maniche arricciate a sbuffo che ricorda un ritratto di Toulouse-Lautrec. Immagino quanto deve aver riflettuto per la scelta dell'abito per il ritiro
ritiro del premio Nobel, nelle cui le motivazioni non vi racconto perché tanto le sapete tutti. Elegantissima, cappello cloche, pelliccia con collo montante e linea ai venti per affrontare il grande freddo di Stoccolma a dicembre, abito vita bassa, con fascia in seta cangiante scura e interventi di velluto, colletto e carre bianco, con pizzo, ricami e stola nella foggia tipica dell'epoca che richiama lo spirito di Zelda Fitzgerald. Lei diceva di sé: sono piccina, sa, sono piccola anche in confronto alle donne sarde che sono piccolissime, ma sono ardita, coraggiosa come un gigante e non temo le battaglie intellettuali. Donatella Versace avrebbe detto molti anni dopo di se stessa: sono bassa ma penso alto. Chissà, forse è proprio ispirata dalla grande potenza di Grazia Deledda. Stupendo. Cioè, come dire, il nostro motto è Sono bassa ma penso no, umili ma non modeste. No, perché ne esce fuori e noi siamo contenti di aver pensato di pubblicare tutte queste relazioni, di tutti questi incontri, perché alla fine forse in questi sguardi diversi che stiamo anche, che sembrano apparentemente leggeri, ma siccome qualche riga di Proust l'abbiamo letta, non c'è cosa più complessa delle cose che sembrano appunto leggere, così di superficie. Allora, in questa serata bellissima, comunque di cui vi ringraziamo profondamente come museo, noi siamo partiti dal libro tuo. In realtà tu ti sarei perso e venendo da Nuoro avrei detto anche tu ai cagliaritani, ma voi, no? Cosa fate quando leggete queste ricostruzioni filologiche, tutto il lavoro d'archivio, no? Forse probabilmente lo sguardo dopo un lavoro così profondo come quello che tu hai fatto è quanto riconosci generativo in quel romanzo nel discorso che abbiamo sentito, e ci manca purtroppo, ma ci manderà il suo scritto Susanna, da Giovanna Caltagirone, Alessandra Menisini, quanto riconosci che era già presente profondamente tutto quello che loro hanno scavato in quel dopo il divorzio, nella versione italiana e nella versione americana. Poi siccome altrimenti si adira, essendo naturalmente nuorese ed essendo io, compratelo così almeno fa un vatto. Tu vatte non mi adiro, quindi... Ecco, nel senso, se dico compratelo, così no, certo. così. Va bene così. Sì, perfetto, ma io non ho detto nulla. No, ti ho anticipato. Ho fatto tutto da solo. Sì, grazie. Grazie. Posso salutare? Buonasera intanto. Poi vengo anche alla domanda e quindi con una risposta, ma intanto volevo salutare, scusate con gli occhiali, perché preliminarmente vorrei dire che mi onora il fatto di aver fornito occasione, o se si vuole la scusa, un po' la scusa perché si tenesse questo incontro dell'Ediano, che vede la partecipazione di così illustri competenti relatrici che da tempo apprezzano il loro lavoro artistico e intellettuale, alcune delle quali conosco ormai da oltre 20 anni, come Alessandra e Daniela Sedda, perché le nostre storie personali e professionali si sono incrociate diverse volte, lietamente. Per questo ringrazio Maria Antonietta Mongiu con Francesco Muscolino per aver fattivamente e devo dire meravigliosamente messo a frutto nell'organizzazione dell'incontro di stasera l'occasione dell'uscita del mio lavoro su Dopo il divorzio di Grazia Deledda. Quel che avevo da dire in termini di filologia, di tecnica narrativa su Dopo il divorzio si trova nell'introduzione, quindi appunto andate a comprare il libro. Andate a comprare un po' più meno diretta, un po' meno nuorese. Io sto citando Salvatore Sacro. Sì, no? andava citato anche sul sacro che si rifà all'Antico Testamento, lo dice chiaramente. Sì. Una cosa che comunque questo libro studiato così attentamente da un filologo, un tale scout come lui, le sue note sono un romanzo nel romanzo. Tutto qui. Grazie.
c'è anche una sciatteria nella edizione spesso di Grazia Deledda in questo caso. Certo, Sì, no, anche se è un stata fatto. comunque oggetto di lavori seri dal Sì, punto sì. di vista filologico, Ha una soprattutto grande- negli ultimi anni. Il fatto è che questo romanzo era poco noto, vi dico due cose che troverete nel libro, ma in maniera abbastanza veloce, spero, abbastanza accattivante, e so che siete anche stanchi a questo punto. Comunque, appunto, non mi pare il caso di tornarci sulle cose che ho messo nell'introduzione, nella lunga introduzione del libro, tanto più che alcuni brani poi li avevo forniti magari per la lettura, ma forse non ci sarà tempo. Tuttavia credo che un minimo di presentazione di questo poco noto romanzo di Grazia Deledda sia anche qui opportuna, se non doverosa, perché appunto ha dato la scusa all'incontro. Dopo il divorzio è uno dei romanzi meno noti di Grazia Deledda. Ed è un'opera che possiede almeno due caratteristiche specifiche nella fluviale produzione narrativa dell'autrice. La prima è che fra tutti i romanzi di Grazia Deledda è quello più scopertamente impegnato sul fronte sociopolitico. Il titolo parla da solo, è un titolo assolutamente didascalico e forte, voluto dalla Deledda anche con una certa furbizia mercantile, commerciale. Scritto mentre in Italia viveva un particolare momento di intensità e di forti contrapposizioni, la discussione della legge sul divorzio, che come si sa finì in un nulla di fatto e ci vorranno altri 70 anni, perché stiamo parlando, per darvi un riferimento cronologico, del 1901. Qui siamo nel 1901. La seconda specificità, è altrettanto interessante, di Dopo il divorzio, consiste nella concezione di un progetto narrativo distopico, cioè immagina una storia ambientata nel futuro, vicino, non troppo distante, ma nel 1904, mentre lei scrive nel 1901, cioè immaginando che la legge sul divorzio sia effettivamente stata approvata e che sia quindi vigente. E quindi fa una piccola distopia, cioè costruisce quello che al periodo si chiamava il romanzo del domani. Era un'etichetta che veniva utilizzata nella stampa del periodo, in particolare la usa un bravissimo critico cagliaritano del tempo, Josto Randaccio, dimenticato adesso, che scriveva per l'Unione Sarda, ma era un grande critico letterario, e aveva recensito, dopo il divorzio, aveva usato questa categoria del romanzo del domani, facendo i nomi di quelli che erano gli autori più in voga al periodo che utilizzavano questo genere, ovvero vendevano parecchio anche in Italia, editi da Treves e da altri editori importanti. Era Edward Bellamy, che aveva scritto Looking Backward, ambientato una storia negli anni 2000, dal 1887. Poi c'era un altro titolo che vi segnalo, era William Morris, inglese questo, News from Nowhere, è stato rieditato da poco da un editore italiano, adesso non ricordo il nome, ve l'avrei fatto, cioè Notizie da nessun luogo sarebbe, che uscì in Italia per Kantorowicz, che era un editore tedesco che operava a Milano e faceva questi libri all'avanguardia. E mi fermo qui, ma ce ne sono tanti, quindi comunque è aggiornatissima per quanto riguarda le letture del periodo, le letture possiamo dire fantascientifiche, perché queste sono vere e proprie distopie che collocano lontano nel tempo la storia romanzesca. Infatti manca dopo il divorzio l'ingrediente fantascientifico, non c'è questo, e la manovra distopica di trasferimento in avanti in Deledda è assai più delicata. Insomma, la realtà in effetti 4 anni dopo non può essere tanto diversa, non ci sono delle invenzioni narrative tecnologiche o quant'altro. Infatti la colloca nel 1904 e nel 1908 ed è un futuro dove si immagina, come vi dicevo prima, che la legge sia stata approvata, entrata in vigore. Questo assunto generale serve poi all'autrice per inscenare una problematica che non è invece una novità in tutta la sua produzione, ed è anzi una costante: la convivenza e più spesso il conflitto
fra istituti esterni sovraordinati della società borghese, quale può essere quello appunto quello emanato, la legge nuova emanata, e i codici sociali della sua Sardegna centro-orientale, dove è ambientata la storia. Nel ricostruire la storia editoriale di Dopo il divorzio, vi dico solo questo: ho scoperto che il primo passo di questa vicenda è rappresentato dall'uscita a puntate del romanzo sulla Rassegna Nazionale di Firenze, una rivista cattolica. Questo ci dà un'indicazione di quale fosse anche l'idea di Grazia Deledda rispetto al divorzio, non era favorevolissima, ma dobbiamo dire che la Rassegna Nazionale, diretta da Manfredo da Passano, era assolutamente come dire, organo del Partito Conservatore, di un cattolicesimo chiaramente aperto, ben inteso, però comunque conservatore rispetto alle proposte di legge sul divorzio, era chiaramente contrario. Questa prima edizione in rivista a puntate, come si soleva fare del romanzo, che poi verrà trasformato nell'edizione in volume, non si conosceva stranamente. Ci sono questi vuoti talvolta anche nella ricerca sull'opera della Deledda, che appunto mi sono un po' messo a colmare con questo lavoro. Esce un anno prima. Quindi l'ideazione del romanzo, come vi dicevo, non è tanto da collocare come si faceva prima, quando c'è la proposta di legge Coco-Ortu, che era praticamente fautore principale della legge del 1902 che non è passata, ma c'era stata la proposta di due deputati socialisti, Berenini, l'altro è l'opposto, e Borciani, ed è lì che Berenini e Borciani che proposero la legge. A un certo punto uno dei personaggi, infatti, del libro, che è prima uno studente in legge nel 1904 e poi l'avvocato che avrà un ruolo determinante nella decisione di Giovanna, la protagonista femminile, di divorziare dal marito che sta scontando una lunga pena. A un certo punto si dice, nella versione in rivista, che è molto interessante questo punto, seguitemi solo un attimo su questa questione testuale, nella versione in rivista dice, naturalmente, riferito al personaggio, era socialista, perché era favorevole e portava le novità da fuori. Si rende conto che è un po' una forzatura, una specie di prevaricazione autoriale evidentemente, e nella versione, nel romanzo dicevasi socialista, cioè demanda la definizione al personaggio stesso. È interessante dal punto di vista della raffinatezza, della correzione e comunque del non forzare la scrittura verso contrapposizioni ideologiche troppo evidenti. La cosa importante da notare qui è che la Deledda però è subito sul pezzo, utilizzando un'espressione giornalistica, cioè rispetto all'attualità politica e sociale decide subito di creare un libro, una storia, un romanzo, che era il suo mestiere, e prende posizione, come vi dicevo. Questa posizione si evince anche da una lettera che lei scrive a Georges Herel, il suo traduttore francese, nel 1901. E dice: la Rassegna Nazionale di Firenze, fra l'altro qui nominava, questa lettera è pubblicata da più di 20 anni, nominava la Rassegna Nazionale che ospitava la prima edizione, però non se n'è mai parlato di questo, vabbè, cose che sfuggono. La Rassegna Nazionale di Firenze, che è la nostra massima rivista cattolica moderata, scrive il traduttore francese, sta ora pubblicando un mio nuovo romanzo contro il divorzio. Appena finita la pubblicazione mi permetterò mandarle un estratto di questo romanzo, la cui traduzione si potrebbe proporre a qualche rivista o da qualche giornale cattolico francese. L'area individuata è sempre quella, la destinazione. E come vi ho detto, la Rassegna Nazionale era praticamente organo del Partito Conservatore, non ufficiale, ma ufficiosamente lo si può considerare tale. L'abilità
rispetto a tale contesto compositivo, politico, ideologico e sociale della Deledda, si dimostra nell'aver evitato, e questo è un punto importante, il rischio della costruzione di un romanzo a tesi. Non lo fa, non lo fa. Perché non lo fa? Perché è un artista, fondamentalmente. È un artista nell'intimo, è ben poco interessato a mettere una narrazione al servizio di uno scopo ideologico. La vera arte si avvale di sfumature, ricorre all'opacità del senso, in un gioco polifonico, plurivocale direi, un po' rifacendomi al titolo delle voci di stasera, quindi una plurivocalità dei personaggi e di ideologie, mette in gioco le contraddizioni dell'esistenza individuale e sociale, senza presumere di guidare il fruitore, in questo caso il lettore dell'opera d'arte, narrativa e di scrittura, verso un disegno ideologico univoco, che sia univoco. Una volta Salvatore Nifoi mi riferì una frase del suo conterraneo Costantino Nivola, che insomma conoscete entrambi, penso, sono due personaggi che non hanno bisogno di presentazioni, che è emblematica rispetto a queste cose che sto dicendo. La ricordo, non so se l'abbia mai scritta Nivola da qualche parte. Diceva così, come la ricordo: non si dovrebbe mai scrivere con la penna stretta nel pugno. È importante, cioè i lettori, scusate, in Dopo il divorzio, come nelle altre sue opere, Graziella non cede mai al gesto di incidere il segno netto del proprio credo ideologico. Anche questo voleva dire Costantino Nivola, che operava un'altra arte, ma era anche un'ottima penna. Non si deve mai appunto impugnare la penna così, non si scrive mai così, che non è la definizione di un gesto, ma di un gesto stilistico e anche ideologico, cioè l'arte della scrittura è fatta, come dicevo prima, di sfumature e di opacità e mai di gesti rozzi. D'accordo? Salto un piccolo pezzo perché credo che sia un po' tardi. Dico soltanto che non è che l'impostazione della sua arte narrativa sia così sfumata ideologicamente perché non avesse lei le idee chiare, tutt'altro. Ma appunto perché prevalgono sempre le ragioni dell'arte. Lo dice bene questo già nella prefazione a Nostalgie, pochi anni più tardi, rispondendo all'accusa che le veniva mossa di fare romanzi attesi, per l'appunto, e sperava cioè che i lettori non vedranno una delle solite tesi, aperte virgolette, qui parla lei, di cui a torto sono stati accusati i miei romanzi, ma la semplice narrazione di un brano di vita, di questa nostra vita moderna così multiforme e interessante. E questo è un passo dove si nota tutta la modernità della Deledda in questa sua idea di poetica e anche del fare arte, per l'appunto. E lo ribadisce poi in un'intervista rilasciata alla Tribuna proprio su femminismo e antifemminismo, alla Tribuna nel 1911, qualche anno più tardi. Dice: io non sono femminista né antifemminista. Questa sembra un'affermazione un po' salomonica di comodo, no? Un po' agnostica. Però dice poi: sono un artista. Ecco la distinzione vera. Esprimo impressioni individuali, sentite qua, magari anarchiche, con la sola visione della giustizia sociale. Badate che anarchico non era un termine che al periodo si poteva usare così, cioè erano passati poco più di 10 anni dall'uccisione da parte dell'anarchico Gaetano Bresci di Umberto I, e si era scatenata una furia poliziesca nella ricerca addirittura dei cosiddetti apologisti, cioè di chi per sbaglio in un bar così si esprimeva, ma non dico a favore di Bresci, ma tiepidamente veniva arrestato, tratto in arresto, pagava una multa e quant'altro. Quindi anarchico era una parola non scomoda, è pericolosa anche da usare. De Gubernati, se posso ricordare, no, aveva avuto un'infatuazione per Bakunin, sì, temporanea al massimo,
altrimenti lui, sì, poi aveva disconosciuto totalmente. In fondo era un conservatore, un reazionario formidabile. Però aveva avuto un periodo di quelli... si era infiammato per Bakunin, che era in Italia al periodo, stava in Italia. Ecco perché. Quindi l'aveva... C'erano, come nell'intervista che abbiamo trasmesso la mattina che abbiamo dedicato alla mattinata a Gramsci, tra l'altro abbiamo i numeri seguiti da quasi 1000 persone, quindi voglio dire serve questo trasmettere le cose. In realtà in quel documentario che era stato girato da Romano Cannas con quell'intervista bellissima a Romagnino, ricostruendo la storia di Cagliari in questi anni di cui stiamo parlando. A Cagliari c'erano i circoli anarchici che anche Gramsci conosceva, quindi c'era, come dire, un sentire comune diffuso al di là dell'atteggiamento poliziesco che si aveva nei confronti di costoro. Fa effetto sentirlo per autodefinirsi alla Deled, che la si vede così comunque un po' distante anche da certa terminologia, se vogliamo, no? E invece un po' sorprende, no? Sentire anarchica, che è in corsivo nell'originale della tribuna, o l'ha chiesto lei oppure l'ha messo il giornalista, per dire. Come se l'avesse messo quasi tra virgolette usando un altro espediente grafico, però è l'unica parola in corsivo. Ma andiamo avanti, potremmo andare avanti per fare... Quando interpellata, quindi poi potete capire, Grazia Deledda dava la propria opinione in modi molto chiari e precisi. La determinazione di Grazia Deledda è ben leggibile nelle vicende che riguardano la traduzione di Dopo il divorzio in America nel 1905. A questo devo accennare perché poi qui in questo consiste una delle scoperte più grandi, non voglio dire più cospicue, volevo usare un termine più neutro e adesso l'ho trovato, più cospicue del libro, di questa nuova edizione uscita per il Maestrale. Ho potuto ricostruire questa interessante storia editoriale, cioè di Dopo il divorzio quando esce in America nel 1905 col titolo After the Divorce, titolo traduzione letterale. Ho potuto ricostruire questa interessante storia editoriale attraverso il ritrovamento in archivi statunitensi della corrispondenza epistolare fra la scrittrice, l'editore Henry Holt, e la traduttrice Maria Honor Lansdale di Filadelfia, l'editore di New York. Questa corrispondenza è integralmente riprodotta qui nel libro, in parte in inglese, anche quella della Deledda, perché il marito si era appunto, l'ha ricordato, chi l'ha ricordato? Alessandra, si era messa a studiare l'inglese e il tedesco per poter corrispondere con gli editori. Faceva da manager, da agente letterario vero e proprio. E aveva anche tutta un'esperienza precedente di burocrate, quindi comunque era bravo a protocollare, sì, in tendenza di finanza, aveva lavorato poi nel Ministero della Guerra, prima poi di dedicarsi totalmente alla scrittrice, ribaltando un po' i ruoli per come li si intendono classicamente, no? Ed era così, era una coppia davvero moderna da questo punto di vista, molto intelligente. Intelligente lui, lei lo sappiamo, lui molto intelligente, perché aveva capito. E lei si è costruita una carriera, in maniera, avendo una sostanza dietro, intendiamo, cioè non si vende fumo. Difficile, o è qualcosa che non dura. Questa è una regola molto importante. Uno può anche essere molto bravo nella comunicazione, anche un autore moderno, ma quando non c'è sostanza, alla fine arriva la resa dei conti. Guardate la storia, è sempre così. Vado velocissimo anche perché sì, non mi manca molto. Ok? Sento tensione. Con una lettera del 7 ottobre 1903, questa è la storia per sommi capi, che è molto interessante dal punto di vista testuale. Holt trasmette la decisione, Holt è l'editore, vi ricordo, di investire su Dopo il divorzio, elencando tuttavia una serie di condizioni per la pubblicazione, fra le quali pone subito al primo posto quella dell'aggiunta di un nuovo ultimo capitolo. Una parte, quella finale, l'hanno letta benissimo le nostre attrici. Poco convinto della inconcludenza finale del romanzo. Dovete sapere che nella versione originale italiana il romanzo non ha quello che si suol dire un finale aperto, così non la pensava la Deledda. Per lei il libro finiva bene
così, questo è importante capirlo. Comunque sia, con lettera del 3 febbraio 1904, Grazia Deledda accetta le condizioni proposte dall'editore per la pubblicazione dopo il divorzio e promette di inviare a breve il nuovo capitolo richiesto, così fa. Il capitolo aggiunto è nelle mani dell'editore soltanto già il 10 marzo 1904. Holt scrive questa volta alla traduttrice Maria Lansdale per comunicarle la propria insoddisfazione, perché lei invia proprio l'ultimo capitolo nuovo con un finale, però la finisce con un tragedione micidiale. Per lui Holt diceva, vabbè, molto signorile, si dice, non mi sono spiegato bene, sì, voglio che si chiuda la storia, ma no con una tragedia di nuovo, cioè voglio un pleasant ending, lo chiama lui, cioè un finale piacevole. Mentre invece scrive alla traduttrice, e invece la signora Deledda mi ha mandato una terribile tragedia, mi ha richiuso con una terribile tragedia, voglio un pleasant ending. 4 giorni dopo scrive direttamente a Grazia Deledda, una lettera del 14 marzo, quindi proprio 4 giorni dopo, esprimendo la propria perplessità sul finale del nuovo capitolo. Si scusa, come vi ho detto, per non aver detto subito di volere a cheerful ending. Un sacco di sinonimi per dire mandami un lieto fine, un happy ending. Qui si colloca appunto la richiesta di dare il lieto fine. Grazia Deledda non si perde certo d'animo, e questo è il punto essenziale col quale mi avvio a concludere, e già il successivo 1 aprile, subito, a immediatezza esecutiva, poi scrive a Maria Lansdale, fra giorni spedirò una nuova fine del dopo il divorzio che spero soddisferà l'editore e il pubblico americano. Il manoscritto che promette di inviare conterrà questo finale. Ed è quello che andrà a stampa, e che hanno letto prima, nell'edizione americana. Però io ho trovato il manoscritto originale, ecco, questa è la versione sua, non ritradotta perché era uscita nel 1946, nel decennale della morte, una versione del finale di questo happy ending ritradotta dall'inglese all'italiano, perché il manoscritto non si conosceva. L'ho trovato in una... ma qui sarebbe lunghissima la disquisizione, perché lei era precisissima grazie al marito, ma cosa faceva? Dei manoscritti che inviava, come in questo caso in America, lei teneva una copia nel registro copialettere. Il registro copialettere funzionava come una specie di fotocopiatrice, però con la migrazione dell'inchiostro che si umidificava in questo registro. Quindi ne teneva copia perfetta, copia meccanica proprio, un duplicato. Questi registri sono all'ISRE, donati dalla famiglia, dagli eredi, e lì si trova l'ultimo capitolo, finale dell'ultimo capitolo per l'America. E lì si trova questo manoscritto. Quindi quello che avete letto voi però è quello scritto dalla Deledda direttamente, mentre la ritraduzione era stata fatta da una bravissima traduttrice, Paola Oietti, figlia di Ugo Oietti, ed era stata pubblicata in rivista da un grande critico della Deledda che era Eurialo De Michelis, che aveva pubblicato la versione tragica, il tragedione di prima, e il finale ritradotto, però non in originale. D'accordo? Detto questo, in realtà lei scrive questo lieto fine, ma la soluzione del lieto fine non piaceva per principio a Grazia Deledda. E questa è un'esperienza che non intacca, l'esperienza di scrivere l'happy ending, non intacca minimamente le convinzioni estetiche di Grazia Deledda, con una prova lampante del fatto che l'epilogo nasce e muore in After the Divorce. Questo romanzo viene riscritto nel 1920, si reintitolerà Naufraghi in porto, toglie tutti i riferimenti politici perché non hanno più senso, non c'è più la distopia di cui vi dicevo prima. Lei sta al famoso finale aperto, cioè il capitolo americano non lo considera proprio. È un'esperienza che ha accantonato e che l'ha destinata per l'America in maniera cinica, ma in senso professionale e artistico. In una lettera a una dei suoi contatti tedeschi, Christine von Oeningen, mi pare che si dica così, Oeningen-Öne,
del 3 luglio 1905 scrive: in Italia non piacciono le cose sentimentali e i romanzi a lieto fine. Del resto io scrivo come scrivo perché sento così. Non si capisce la fine. Per dopo il divorzio, qui è proprio, per dopo il divorzio tutti hanno detto che Giovanna e Costantino diventano amanti. E questo appunto volevo dire io. Per lei è chiuso, è chiuso. Paragonare l'accettazione della richiesta di scrivere a comando, come per il lieto fine, il pleasant ending con la sprezzatura sui romanzi a lieto fine, unita alla dichiarazione di scrivere rispondendo solo al proprio sentire, dà la misura di quanto Grazia Deledda fosse disposta nell'occasione a mettere da parte i suoi più profondi principi in fatto di creazione letteraria pur di entrare nel mercato librario americano. Ma per ciò stesso l'episodio prova ancora una volta quanto Grazia Deledda fosse una vera fuoriclasse del mestiere di scrivere. In questo senso posso concludere dicendo che Grazia Deledda era un osservante della legge di Borg. Sì, sto parlando del tennista Björn Borg e vi spiego perché. Enunciata fra il serio e il faccetto in un recente manuale di scrittura, che vi consiglio fra l'altro perché è di scrittura espositiva, aiuta, dell'italianista Claudio Giunta, un giovane italianista dell'Università di Trento, competente medievista, ma attentissimo alla contemporaneità dei suoi linguaggi, tant'è che ha analizzato il linguaggio, criticandolo, politico di Matteo Renzi, in un libro molto gustoso. È uscito per Uttet, Come non scrivere si chiama. Infatti alla domanda del giornalista Roberto Gervaso, vi ricordate, rivolta a Björn Borg, il tennista, gli chiese per l'appunto: la impegna di più un set con Lendl o un set con McEnroe, altri due grandi avversari? Borg rispose: mi impegna tutto, anche un set con mio nonno. Non era difficile impegnarsi nella costruzione di un lieto fine, questo voglio dire adesso, in cui lei stessa non credeva per la Deledda, ma che lei tecnicamente conosceva dai facili foglietton che aveva divorato da giovane. Non era per nulla difficile costruirlo. Ma Grazia Deledda vi mise con determinazione, come nelle imprese più difficili, tutta la sua arte senza risparmiarsi. La morale è questa. Allora, la serata è stata lunga e interessante, Sarregi un interessante vuru. Noi ringraziamo quelli che ci stanno seguendo e che scaricheranno nei prossimi giorni questa conversazione, che poi avrà un esito scritto anche, nel senso che questo appunto abbiamo detto e faremo. Un grazie straordinario a Lia Careddu e a Tiziana Truia che ci hanno sostanzialmente allietato come sempre con il loro bel dire. Credo che ciascuno di noi, dopo, perlomeno lo dico per me, credo anche per il direttore Musculino che non è sardo, è siciliano e sta imparando proprio quasi vorticosamente, no? Alcune cose della Sardegna estremamente interessanti, che grazie a Deledda, che in fondo ai sardi è un po' antipatica, che così ha questa specie di cosa, questa faccia trucida, questo non sorride. In realtà dopo stasera a me questa mia è molto simpatica, non solo, ma l'abbiamo letta tutti da ragazze, dopo Cosima, io devo la rilettura di Cosima a Giovanna Cirina, se devo pensare una rilettura penso sempre a Giovanna Cirina quando rileggo Cosima, eccetera. Ma dopo le vostre belle cose di stasera, davvero è da rileggere tutta e anche da riprospettare diversamente, no? Bellissima la cosa di Patrizia. Alla fine se tu confronti con l'esterno, visto che quello impara l'inglese e il tedesco, averlo un marito che si dedica totalmente, no, al genio della moglie, cioè è davvero anche questa cosa così straordinaria. Questa confrontata a Colette, a quell'altra o a Virginia Woolf, quando nessuno si permette di dire che Virginia Woolf ha la faccia di cavallo, ok? Cioè, e pensiamo a quanto sia fascinosa. Allora, guardiamola con sguardo diverso, come stiamo cercando di fare
costantemente in questo luogo, guardare le nostre storie con uno sguardo differente, quindi guardiamo noi e gli altri in maniera diversa. L'appuntamento è per la prossima settimana ai dialoghi di San Saturnino con Marco Pignotti, Il sonno della ragione genera mostri. La settimana successiva, il primo qui, abbiamo una cosa bellissima, un giovane ricercatore organizzato dagli amici del museo e dal museo, che parlerà di che cosa c'è di antisemitico dentro i retabli che tanto amiamo, quindi uno sguardo totalmente differente rispetto a cose che noi riteniamo. Il giovedì Olivetta Schena e il 4 siamo a Barumini, quindi molte et varia, grazie della vostra presenza.